Edizione straordinaria, sono le 12.03, tra mezz'ora circa andremo a collegarci direttamente con la sede della Protezione Civile a Marghera, con la nostra Ilaria Marchiori per sentire le novità del Presidente Zai e degli ospiti che saranno presenti al tavolo. Andiamo avanti intanto con tutte le notizie legate a questa emergenza. Ci sono ovviamente le prime reazioni che arrivano dai sindaci un po' a pioggia dopo quelle che sono state invece le dichiarazioni del Premier Conte in merito a questa pioggia di denaro, 4,3 miliardi che sono stati stanziati per i comuni, ma che di fatto i comuni avevano già all'interno delle loro casse con il Fondo di Solidarietà. ANCI Veneto ha lanciato la prima palla dicendo che questi 4,3 miliardi sono poco più di un'elemosina, il contributo che arriverà a tutti i comuni, 400.000 euro per il sostegno alimentare delle nostre famiglie, qualche euro per le persone in difficoltà non bastano. L'anticipo del 66% del Fondo di Solidarietà con criteri che non favoriscono le regioni del nord maggiormente colpite dalla pandemia è una vera presa in giro. Così il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte sulle misure prese dal governo per i comuni, lo avremo dopo in collegamento con noi. Adesso invece al telefono abbiamo il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, buona domenica. Ecco, che notizie ci porti Lorenzo dal Veneziano, anche alla luce un po' di questo nuovo comunicato diffuso dal Patriarcato per quanto riguarda la gestione della celebrazione delle messe, poi abbiamo appena visto la messa officiata dal Patriarca Moraglia. Sì, allora come dicevi giustamente tu prima della messa da studio, è arrivato questo decreto poco prima della messa, il decreto che è stato divulgato, promulgato dal Patriarca di Venezia per il Patriarcato, ma che ricordiamo sarà praticamente analogo a tutte le altre diocesi del Veneto, perché il Patriarca, come ricordiamo sempre, è anche Presidente della Conferenza Episcopale di Veneto della CEI. E questo decreto, come dicevi tu giustamente, di fatto anche possiamo dire un po' impropriamente questa definizione che adesso vi starò per dire, però fa slittare alla Domenica delle Palme a quando la pandemia sarà conclusa. Ovviamente non sarà una Domenica delle Palme come siamo abituati a fare, ma di fatto dà ai fedeli, insomma a tutti un po' la speranza di potersi ritrovare e di poter poi vivere questo rito anche con la benedizione degli ulivi, che tanto è cara anche al nostro Veneto, alle nostre parrocchie. Per cui di fatto c'è uno slittamento in avanti. Per quanto riguarda il tempo liturgico, giustamente tu davi lettura del decreto, che lo ricordiamo perché abbiamo ricevuto qualche informazione, è un decreto, qualche segnalazione di telespettatori, è un decreto che non riapre le chiese, cioè il Patriarca si è voluto rivolgere alle pochissime persone, i celebranti, i sacerdoti, i diaconi che possono vivere in forma privata il rito. Ecco, quindi è scritto, c'è un apposito articolo del decreto che invita i fedeli ad unirsi attraverso la televisione, i mezzi di comunicazione, eccetera, per cui le indicazioni che vengono fornite sono per il ristretto numero di celebranti. Possiamo dire anche che il decreto richiama per esempio alle distanze di sicurezza che gli stessi celebranti devono tenere e fa espresso divieto anche per i celebranti di concelebrare, cioè di avere una celebrazione con più di un sacerdote, se queste distanze di sicurezza non possono essere mantenute. Quindi è molto chiaro quando si parla anche che questo viene fatto nelle chiese che saranno, lo diciamo ancora una volta, purtroppo a porte chiuse. Anche se il Patriarca oggi, e qui mi ricollego alla celebrazione che abbiamo appena avuto modo di vedere, ha voluto richiamare in un'omelia molto forte, di cui avevamo avuto notizia anche prima della celebrazione, ha voluto richiamare anzitutto la speranza di poterci ritrovare ancora una volta presto a celebrare insieme. Poi nell'omelia è stato molto importante due passaggi tra i tanti di Monsignor Francesco Moraglia. Il primo in cui si è unito agli inviti a stare a casa non
solo per i decreti, ma per una precisa responsabilità personale che va al di là dei decreti e delle ordinanze dei politici. Il secondo, abbiamo visto veramente un patriarca determinato, deciso, pacato ma fermo nel richiamare i politici e l'Europa alle proprie responsabilità di governanti. Questo è stato un passaggio molto, molto significativo, richiamando anche il rischio, il pericolo di una emergenza sociale che ci possa essere, che ci potrà essere dopo l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che lui ha definito solo l'inizio di un processo virtuoso che deve richiamare un po' tutte le coscienze a fare il proprio dovere anche come cittadini. Per chi magari non conosce e non è di Venezia, poi un richiamo importante lo vorremmo fare sul luogo che è stato scelto per questa celebrazione, il luogo della cripta, forse il luogo più intimo della Basilica, dove, come è stato detto, riposano le spoglie del Santo Patrono, a cui il Patriarca ha fatto riferimento al termine della celebrazione, ma in cui ci sono anche le spoglie le tombe dei patriarchi, tra i quali vogliamo ricordare il Patriarca Marco, un patriarca molto amato dai fedeli di questa diocesi. Marco c'è, e dalle genti del Veneto. Ecco, per cui una celebrazione molto ricca di significato che crediamo farà discutere molto, farà riflettere molto anche per questa settimana che ci prepara alla settimana santa. Sì, certo, quindi dici Lorenzo una scelta precisa, quella della cripta per la celebrazione di questa messa, nell'ottica di un'intimità, insomma, in cui deve essere evidentemente vissuta anche questa Quaresima, una Quaresima di passione. Certamente. Poi è un luogo molto, molto speciale della Basilica, ma anche molto fragile, come ricorderai, come ricorderanno i nostri telespettatori. Purtroppo le immagini della quarta di novembre, che aveva allagato per prima proprio la cripta, perché lo ricordiamo si trova di fatto sottoterra, hanno fatto il giro del mondo con appunto anche la tomba del Patriarca Marco, che era stata purtroppo allagata dalla grande alluvione. Quindi è stato un luogo molto speciale e che non viene spesso aperto, ecco, non è facile poter assistere o poter partecipare a una messa dalla cripta. Poi abbiamo visto anche come appunto il Patriarca per primo abbia voluto rispettare, questo magari lo ricordiamo anche i nostri telespettatori e quelli che ci stanno vedendo da casa, abbia voluto rispettare quelle che sono indicazioni per le celebrazioni liturgiche, a distanza per esempio con il suo segretario particolare Don Morris Pasiano, che non si è seduto a fianco a lui come avviene di solito, ma che si è messo a debita distanza sull'altro lato degli altari per poter, diciamo, distanziare, di avere le giuste distanze di rispetto. Poi alla celebrazione di fatto, oltre appunto al Patriarca e al suo segretario, ha partecipato solo due canonici di San Marco, Don Giuseppe Camillotto, che è il sacerdote che abbiamo visto animare il canto liturgico, e Don Orlando Barbaro, un altro canonico di San Marco, un prete molto importante della diocesi che vive a San Marco e che è colui che ha letto il Vangelo. Quindi una famiglia molto ristretta, un addetto al culto e ovviamente Don Marco Zane, vice rettore del seminario, che abbiamo sentito nella nostra diretta, che segue il Patriarca un po' anche sotto l'aspetto della comunicazione, che ringraziamo insieme a tutto l'ufficio diretto da Alessandro Poletti per il lavoro che sta facendo anche a beneficio nostro e della comunicazione in questi giorni particolari. Certo, grazie al nostro Lorenzo Maier per questo. Se c'è un attimo di tempo, cambiando argomento, vorrei, non so se l'avete già commentato da studio, ma vorrei commentare con voi, comunque sottoporvi due dati che ha diffuso l'azienda US Serenissima riguardo all'andamento del contagio nel comune di Venezia, suddiviso per aree.
Dici pure, noi abbiamo visto la tabella questa mattina, la stiamo preparando in grafica, dici pure nel veneziano, non ci siamo soffermati sul caso veneziano, Allora, quindi vai pure. nel veneziano l'azienda Zero ha diciamo, fornito ieri una statistica ufficiale, quindi ripetiamo è una fonte ufficiale che non è solo il solito bollettino di cui diamo notizia, ma che suddivide un po' l'andamento del contagio per aree del comune di Venezia. Allora, da questa tabella possiamo osservare per esempio che nell'area denominata Venezia 1, che comprende i sestieri di San Marco, Castello e Canaleggio, si sono registrati 23 casi su 31.128 abitanti. Per l'area di Venezia 2, che comprende Dorso Duro, San Polo, Santa Croce e Giudecca, 21 casi su 21.000 abitanti. Per Lido, Malamocco, Alberoni e Periostina si sono registrati 22 casi su 20.151 abitanti, mentre per quanto riguarda le isole abbiamo Murano e Sant'Erasmo con 3 casi su quasi 5.000 abitanti, Burano e Torcello un caso solo su 2.608 abitanti, e poi per quanto riguarda la terraferma a Mestre Nord, che comprende Zelarino, Cipressina, Carpenedo, Chirignago, Bisuola, Favaro e Campalto, 187 casi su circa 100.000 abitanti, Mestre Centro 28 casi su circa 50.000 abitanti e infine Marghera 24 casi su circa 28.000 abitanti. Bene, ok. Ci sembra significativo, ecco, magari potremo commentarla nel corso della giornata anche questa tabella che dà un po' l'andamento, la mappa di quelli che è stato purtroppo l'andamento dei contagi e dei casi segnalati in questi giorni. Va bene, la metteremo in grafica in modo da rendere anche insomma, per i telespettatori più chiaro questo conto. Grazie Lorenzo, buon lavoro, buona continuazione, ci sentiamo più tardi. Adesso il tema è quello delle mascherine, sapete ne stanno arrivando in continuazione, ancora prodotte da Grafica Veneta, e proprio in merito alle mascherine prodotte da Grafica Veneta vi segnalo questo post che è stato fatto su Facebook dal sindaco di Castelfranco, nonché presidente della provincia Stefano Marcon. Se qualcuno non gradisce, eccolo qui, lo vedete, no, qui abbiamo l'assessore Michalizzi che intanto sta provando a contattarci, prenderemo la chiamata, vediamo se riusciamo a prenderla immediatamente. Sì, eccolo qua. Allora vi faccio vedere dopo il post. Buongiorno. Buongiorno assessore Andrea Michalizzi, direttamente l'abbiamo messa in diretta perché abbiamo ricevuto la chiamata, allora siamo qua. Buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, Assessore alla Protezione Civile ci sta accompagnando in questo viaggio, in questi giorni, per capire un po' nel Comune di Padova che cosa sta succedendo, come procede la distribuzione delle mascherine. Io so che tutta la Giunta sta lavorando da questa mattina per capire come gestire l'annuncio che è stato fatto dal Premier Conte, ovvero questi soldi che arriveranno ai comuni. Non è esattamente il suo assessorato, ma chiedo anche a lei insomma un commento a caldo in merito a questo annuncio, come vi state preparando per gestire questi soldi che dovrebbero arrivare? Sì, ieri sera c'è stato l'annuncio, già questa mattina ci siamo trovati in teleconferenza per capire come muoverci. Vogliamo essere estremamente rapidi e tradurre immediatamente gli aiuti che lo Stato ci fornisce in azioni concrete. Qui stiamo parlando di buoni spesa per situazioni particolarmente indigenti, quindi è un lavoro che stiamo facendo con i nostri uffici del settore interventi sociali, servizi sociali, quindi con l'assessore Marta Nalin, il sindaco e la protezione civile, e sono risorse che si aggiungono, questo va detto, già agli ammortizzatori sociali che il Comune è in grado di mantenere in situazione di normalità, cioè i servizi che già eroghiamo, quindi sono un aiuto in più per questa situazione diciamo di emergenza. Quindi nelle prossime ore
penso già da domani, insomma, saremo in grado di fornire indicazioni utili, concrete e pratiche su come questi aiuti verranno indirizzati, ma vogliamo anche metterli in pista e in pratica subito. Quindi potrebbero essere dei buoni spesa proprio fisici che verranno distribuiti come sono state distribuite le mascherine, voglio dire, alle persone che voi avete già in carico, no? Nel servizio, per i servizi sociali. Cioè l'emergenza, cioè l'aiuto adesso che arriva è rivolto a quale settore? Cioè, si occupano di un segmento, le persone che per effetto della difficoltà economica, della crisi economica che l'emergenza sanitaria ha prodotto, possono trovarsi in una situazione di indigenza e non poter avere la possibilità di fare la spesa, e quindi le necessità primarie, insomma, ecco. In questo senso vogliamo intervenire. Senta invece, Assessore, ma i soldi, questi famosi 4 miliardi e 3 che potrebbero essere spalmati in egual misura in tutta Italia, questa è un po' la preoccupazione di qualche sindaco che evidenzia nelle regioni di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia la vera emergenza, insomma questo è un capitolo a parte, ma questi soldi come si potranno spendere invece sul territorio in questo momento? Dove dovrebbero andare? E occuparsi delle situazioni di indigenza non è sbagliato, cioè qui noi avremo bisogno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi di una serie di interventi. Questo è un tassello, un mattoncino che almeno noi non interpretiamo come un provvedimento omnicomprensivo di tutti gli aiuti che arriveranno dallo Stato. Certo, qui tutti dobbiamo fare un sacrificio, qui tutti dobbiamo lavorare per andare incontro alle situazioni che questa emergenza ha creato, in primis le istituzioni, quindi lo Stato, la Regione e i comuni. In questo momento ci viene offerto questo tipo di aiuto e noi questo tipo di aiuto vogliamo tradurlo immediatamente in fatti concreti. Io non credo che sia tempo di polemizzare. Quando ci sono arrivate le mascherine dal governatore Zaia, non abbiamo corso dietro agli argomenti ma proteggono o non proteggono, non sono omologate, non vanno bene, vanno bene. Sono un aiuto in più, sono una protezione in più e ci siamo adoperati immediatamente per portarle dove la gente va a fare la spesa. Allora io credo che dovremmo agire in questo modo. Siamo in una situazione di emergenza, tutti devono fare la propria parte, le istituzioni in primis. Compito dei comuni adesso è tradurre in modo efficace quello che dal governo sta arrivando, così come abbiamo fatto con le mascherine. Senta, lei che è anche assessore alle infrastrutture, questi soldi che erano presenti all'interno del fondo di solidarietà erano soldi potenzialmente anche destinati proprio ai lavori per i comuni? Lavori pubblici? No, questo no, lo sto dicendo sempre, in tutte le occasioni, lo ribadisco. Chiariamo. E per effetto dei decreti molti lavori, la maggior parte, oggi sono fermi, si sono interrotti perché le aziende non possono più lavorare, perché non possono garantire le condizioni di sicurezza per i propri lavoratori o perché non corrispondono alle indicazioni che il decreto del Presidente del Consiglio ha indicato. Questo non significa però che i lavori non verranno ultimati, quindi tutti quei lavori che sono stati interrotti o tutte quelle aggiudicazioni che sono state fatte e i cantieri non sono partiti sono al sicuro e quindi verranno magari posticipati, magari rallentati, ma verranno sicuramente realizzati. Altre infrastrutture invece proseguono, continuano perché fanno parte di tutta quella categoria di lavori che sono ritenuti indispensabili dal decreto. Certo è che il tema economico però esiste e nell'immediato saremo costretti a riorganizzare la spesa sia sulla base di nuove emergenze che questa emergenza sanitaria ha posto, sia sulla base del fatto che gli enti pubblici stanno incamerando meno e quindi hanno meno entrate per rispondere alle esigenze che ci sono. Faccio alcuni esempi. Noi dal punto di vista di alcune tariffe, per esempio, stiamo incassando meno proprio per effetto della crisi, quindi diminuiscono le entrate anche per i comuni. Sarà necessario riorganizzare i bilanci in modo tale da
renderli coerenti sulla base della nuova situazione economica, cioè meno entrate per i comuni, ma anche sulla base di nuove esigenze che ci sono. Altro esempio che faccio: pensate a tutti gli ingressi che avevamo previsto per le iniziative culturali e museali, sono tutte attività Certo. e risorse che non ci entrano, i proventi per le multe, i parcheggi e molte altre situazioni. Stiamo cercando di venire incontro alla tassazione con sgravi per posticipazioni per il pagamento di alcune tariffe. Sono tutte situazioni che Certo. incidono al bilancio e che in qualche modo stringono la cinghia e quindi costringono gli enti pubblici a lavorare anche con minori risorse, ma su quell'emergenza. Voi dite quello che possiamo fare, gli strumenti che abbiamo li stiamo utilizzando tutti quanti. La ringrazio Andrea Michalizzi per questo contributo, avremo tante cose da chiederle, ma tra pochissimo arriva il governatore Zaia, dobbiamo passare la palla. Grazie, poi magari ci risentiremo per parlare della protezione civile. Va bene, grazie, buona giornata. Buona giornata, buona domenica. Grazie all'assessore Andrea Michalizzi di Padova. Protezione civile, abbiamo un'ANSA da leggere immediatamente, boccia, questa è un'ANSA importante, vediamo se riusciamo ad aprirla, altrimenti ve la leggo, eccolo qua. Boccia, regioni da sole sarebbero crollate, se l'autonomia e sussidiarietà è un conto, se l'autonomia è fare da soli perché si pensa di fare meglio, la risposta è no, perché crolli. Nessuna regione ce l'avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte, lo ha detto su Sky TG24 il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Quanto alle polemiche su mascherine e ventilatori, Boccia ha sottolineato che l'organizzazione della sanità è regionale, ma se non ci fosse lo Stato non ci sarebbe quasi nulla, se non le cose che erano nei depositi, anche abbastanza modesti e piccoli sui territori. Decisamente forti le parole del Ministro per gli affari regionali. Tra pochissimo avremo il governatore Zaia e siamo curiosi di sentire che cosa replicherà a queste dichiarazioni nel momento in cui si viene a dire che se non ci fosse lo Stato le regioni sarebbero crollate, e diciamo, lo dice una regione come il Veneto che da sé ha iniziato a produrre mascherine grazie a Grafica Veneta, e sapete che ieri vi abbiamo dato la notizia che un grosso ordinativo sta partendo proprio da Grafica Veneta per gli Stati Uniti, perché queste mascherine sono tanto richieste, mascherine che peraltro da qualcuno sono state contestate, da più di qualcuno, ed è arrivata dura la risposta del sindaco di Castelfranco, nonché presidente della provincia. Ve la facciamo vedere, eccola qua. Il sindaco Marcon: se qualcuno non gradisce le mascherine lo comunichi al momento della consegna, le distribuiremo a coloro che le gradiscono. Non è bello vedere che qualcuno le getta dell'immondizia. Questo è il post di questa mattina del sindaco Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, perché sono state trovate delle mascherine, proprio le mascherine prodotte da Grafica Veneta, all'interno dell'immondizia. E questa è la risposta appunto del sindaco. E per quanto riguarda il tema mascherine, vediamo, ecco, il sindaco ci ha anche mandato la fotografia, ve la facciamo vedere. La fotografia, vediamo se riusciamo ad ingrandire bene, se si vede. Queste sono le mascherine gettate all'interno dell'immondizia. Comunque, insomma, dopo avremo in diretta, in collegamento, proprio il sindaco per parlare di questo. Allora, vedo alle mie spalle c'è già la sala pronta presso la sede della Protezione Civile, la vedete, tra pochissimo arriverà il governatore Zaia. Andiamo a vedere se ci sono nuove notizie battute dall'ANSA, perché questa è stata la prima dichiarazione di Boccia, evidentemente ne sono seguite delle altre. Allora, c'è un'ANSA, una dichiarazione del Ministro della Salute: siamo ancora nel pieno dell'epidemia, sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio adesso, lo ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza, si finirebbe per vanificare quanto fatto fino ad oggi, i sacrifici di queste settimane. Allora, è già stato confermato ieri dal Premier Conte che le scuole non riapriranno il 3 di aprile, verrà ovviamente prorogata la chiusura e allo stesso modo anche saranno prorogate tutte le restrizioni per quanto riguarda i servizi non indispensabili, quindi tutte le aziende che producono beni non indispensabili, e si sta parlando di un'apertura graduale, anche su questo si sta ragionando.
novità non ce ne sono, però c'è da sottolineare che qui in Veneto sono già migliaia le richieste di aziende, richieste di deroga al DPCM arrivate sul tavolo dei prefetti, perché è proprio la prefettura che ha il compito di poter decidere e dare l'autorizzazione ad un'impresa di poter continuare a produrre nonostante il DPCM. Quindi c'è un po' questo sta accadendo esattamente questo, cioè il DPCM vieta di aprire le fabbriche che producono beni non indispensabili e le aziende venete che invece vogliono continuare a produrre. Allora, finché non arriva il governatore, poi sapete che lì per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori, io vi faccio vedere un servizio che arriva dal veneziano ed è legato a tutti i numeri utili, i numeri a cui fare riferimento per gestire questa emergenza, ed è un servizio che ha appunto messo in campo il Comune di Venezia proprio in questi giorni. Allora prego la regia di mandare in onda il servizio Venturini, numeri utili. Il Comune di Venezia ha messo a disposizione della cittadinanza alcuni numeri da poter contattare per le varie necessità in questo momento difficile sotto vari aspetti. Il primo. Abbiamo il numero unico del Comune di Venezia, lo 041 041, a cui far confluire tutte le vostre domande e richieste in termini di informazioni e di segnalazioni. Per le persone che avessero difficoltà nell'approvvigionarsi perché sole o in difficoltà a muoversi di casa, si chiami pure lo 041 041 e si attiveranno dei servizi di protezione civile o di supporto alle persone. È evidente che solo per reali necessità, e quindi se uno degli amici o dei parenti che possono aiutarlo, meglio, per non intasare questi servizi. Ci sono poi altri due numeri che possono essere di supporto a fasce di popolazione più fragili. Un altro numero importante riguarda il numero verde per segnalare situazioni di persone senza dimora in difficoltà in città, ed è l'800 58 92 66. Una volta chiamato questo numero verde si attiveranno poi i servizi sociali per intervenire con unità di strada. Un terzo numero importantissimo che il Comune di Venezia ha attivo anche in questi giorni è il numero del centro antiviolenza, a cui si possono rivolgere le donne vittime di episodi di violenza in città e nelle mura domestiche soprattutto, e possono chiamare lo 041 274 4222. A questo numero risponderà un operatore o la segreteria saranno richiamate per un supporto e un orientamento. Per le emergenze restano valide il numero del 112 e del 113, che sono appunto i numeri di emergenza, e quindi ci si deve rivolgere a loro in caso di situazioni di emergenza estrema. Allora, tema mascherine ancora boccia, sempre a Sky TG24. I ministri Di Maio e Guerini hanno fatto un lavoro straordinario. A breve sarà superata la crisi di mascherine, è stato fatto un ordinativo consistente, 150 milioni di mascherine dalla Cina, le prime sono già arrivate e ora arriveranno ogni settimana. Sono sicuro che per quanto riguarda i dispositivi personali nel giro di alcuni giorni la crisi sarà sicuramente superata, e anche questo poi insomma ne parleremo con il governatore Zaia. Mandiamo un altro contributo interessante, perché c'è un altro tema, quello che a proposito di esercizi che possono o meno tenere aperto, è stato sbloccato il provvedimento che teneva chiusi i garden center e i vivaisti. Ne avevamo intervistato uno ad Oderzo. Ora i vivaisti possono aprire. Il governatore Zaia ieri non si è detto d'accordo con questo sblocco e noi abbiamo intervistato un vivaista ad Oderzo che invece ha deciso proprio di tenere chiuso. I fiori fanno bella mostra di sé sulle aiuole lungo la strada per Piavone, così come all'entrata di uno dei garden center più grandi della Marca. Eccoci qua, fermiamo il servizio perché vedo l'inquadratura alle mie spalle che si allarga, sta arrivando il governatore, eccolo qui con la mascherina. Vedete che ovviamente come sempre c'è l'ausilio della lingua dei segni, accanto a lui c'è l'assessore Lanzarini. Chi a casa non veda quanto costanti siete voi qui sempre presenti, quindi un ringraziamento a tutti. Alla fine vi darò un diplomino o qualcosa, insomma. Mi inventerò qualcosa. Facciamo un io c'ero, no? Come tutti i Veneti, noi purtroppo ci siamo e speriamo di essere qua tra qualche mese, tra qualche anno, tra tanti anni, a raccontarla anche questa vicenda. Che poi il senso di questa sfida, no? Di essere qua tutti i giorni per fare in modo che in molti possano raccontarla. E quindi grazie di cuore a tutti, un saluto a tutti quelli che sono collegati via TV con le dirette televisive o via
social e ovviamente un saluto anche indiretto a tutti coloro che ci vedranno nei servizi. È un appuntamento ormai consolidato, per noi è l'occasione di dare i numeri della giornata. Pensate che parlavo con un amico giapponese anche per avere informazioni, anzi l'ho sentito per avere informazioni da loro, ad esempio da loro i numeri non si danno e in molti altri paesi i numeri non si danno. Io invece penso che sia un fatto di civiltà, che tutti i giorni, siccome questa è una sfida della comunità veneta, di noi veneti, è bene che tutti i giorni ognuno di noi sappia qual è il limite della trincea che abbiamo guadagnato o che abbiamo perso giorno dopo giorno. Le persone in isolamento oggi sono 20.064. Cesare, cosa succede? Le persone in isolamento sono 20.064. Ce la fai, Cesare? Prego. Ah, dici proprio in ritardo, non sai che... Scusate un attimo, aiutiamo anche TG2. Mettiamo forse qua. No, a posto. A posto. Ecco, vi dicevo, le persone in isolamento sono 20.064. Chiara, dimmi se vado troppo veloce. Il numero di positivi ovviamente sale, sono 8.358, ma questo in virtù della campagna dei tamponi, Pensate che ne abbiamo 5 o 6.000 in lavorazione all'azienda ospedaliera di Padova, nel senso che abbiamo ancora tamponi di 2 o 3 giorni fa che dobbiamo ovviamente validare. I ricoverati sono 1941. 1941, vedete che ci avviciniamo alla fatidica cifra dei 2000 e quindi stiamo parlando di un contingente di 2000 letti dedicati e operatori e strutture dedicate a questo. Poi voglio tornare su questo numero perché vedo che c'è qualcuno che ha da ridire sugli ospedali e sulle scelte fatte in Veneto. Terapia intensiva, 355 persone in questo momento intubate che vengono seguite H24 dai nostri operatori in una condizione di certo non felice dal punto di vista sanitario, sono 355 persone. I morti sono 392, ci avviciniamo ai 400 morti. 392 persone, voi sapete come la penso io, che sono morte a causa del coronavirus. Sì, molti cronici, molti con pluripatologie, però è pur vero che se non avessero avuto il coronavirus magari avrebbero vissuto sicuramente di più e sarebbero morti, avrebbero perso la vita per altre motivazioni, ma di certo il coronavirus ha dato il colpo di grazia a tutte queste persone. Nota positiva, i dimessi, stiamo galoppando verso il migliaio, 715. Vi ricordate che i primi giorni avevamo un dimesso, 2 dimessi, siamo a 715 dimessi, quindi sta aumentando e questo è un dato assolutamente positivo per noi. E poi il dato, diciamo, della giornata è che questa notte, diciamo, in queste ultime 24 ore, 59 nati. Quindi siamo sempre in linea nelle diverse giornate con 59 nati. Allora, devo dirvi che qualche tiratina d'orecchie, mi permetto di dirlo, la devo dare. Sono arrivate un sacco di segnalazioni ieri di gente che evidentemente non ha capito di cosa stiamo parlando. Lo dico con dispiacere perché non è che oggi non rispettare la regola significa aver vinto i punti di qualche concorso. Oggi non rispettare le regole significa mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri. Quindi un atto di responsabilità e se non lo si fa è un atto di grandissima irresponsabilità. Mi sono arrivate foto di molte persone che passeggiavano. Pensate, un agricoltore mi ha detto: guardi, io sono in mezzo ai campi e sto arando il campo, sto preparando per seminare. Ecco cosa le mando. Tac, ha fatto un bel po' di foto dalla cabina, dalla guida del trattore, di gente tranquilla che passeggiava col cagnetto in mezzo ai campi, perché poi in mezzo ai campi magari i carabinieri non arrivano, la polizia non ti vede
però non è che stai facendo una furbata a scapito di qualcuno, lo fai a scapito di te stesso. Cioè, se non avete capito che le restrizioni sono state fatte per uscirne velocemente da questa partita, lo capirete in altre maniere. Io capisco che star sempre chiusi in casa non è una bella roba, a parte il fatto che si può uscire di casa per quanto possibile nel raggio di 200 metri, però è pur vero che noi dobbiamo assolutamente rispettare le regole. Le regole ci dicono che la prossima settimana sarà cruciale. Segnatevi i dati di oggi, li andremo a vedere alla fine della prossima settimana, e dipenderà molto da quanto bravi saremo ancora nel rispettare le regole. Rinnoverò l'ordinanza, non vi so dire in che termini, non vi so dire ancora, perché stiamo facendo delle valutazioni, se ampliarla ad alcuni aspetti oppure no, però verrà rinnovata. Abbiamo la volontà di lanciare la sfida per la prossima settimana. È una sfida importante, che è una sfida che ci permette, se siamo bravi, credetemi che dipende molto da come rispettiamo le ordinanze, il fatto di stare a casa, di evitare rapporti con le persone, di non fermarsi a parlare col vicino di casa, di non fare tutte quelle robe che vi sto elencando tutti i giorni. Questo ci permette forse di considerare una settimana cruciale. Se dovesse qualcuno chiedermi ma la prossima settimana come sarà? Cruciale. Ce lo dicono i modelli matematici, gli algoritmi, sui quali grazie all'attenzione dei veneti siamo in ritardo, quindi le restrizioni comunque sono servite e quindi il sacrificio che abbiamo fatto è servito, perché essere in ritardo di 4-5 giorni vuol dire che l'unico effetto può essere quello delle restrizioni, che non siamo andati in piazza, non siamo andati a far Comarò, non siamo andati a fare tutte quelle cose che si potevano fare, e questo ci fa dire però che sarà la settimana cruciale. Io spero, ve lo dico, domenica prossima di dirvi guardate, stiamo cambiando direzione, ma oggi non ve lo posso dire, perché con i numeri che vi ho presentato oggi, con quasi 2.000 persone in ospedale, quasi 2.000 persone, 2.000 letti in ospedale e 355 persone in terapia intensiva, qui non c'è da sorridere. E ve l'ho detto anche ieri, parlo ai cittadini che mi ascoltano, ormai siamo nella condizione di dire, una volta si diceva, no, una volta qualche anno fa, diceva ogni veneto o ha un parente che è emigrato o conosce qualcuno che è emigrato. Oggi ogni veneto o ha un parente che è stato colpito dal coronavirus o conosce sicuramente qualcuno che è stato colpito dal coronavirus. Ormai è endemica questa cosa. Quindi con 355 morti e 2.000 persone, esattamente 1.941 persone ricoverate, c'è poco da far festa. Lo dico in generale perché il cambio di direzione io spero lo si possa vedere la prossima settimana, però bisogna tenere duro, rispettare le regole e non assolutamente distrarci. Quali sono ancora le emergenze che avremo? Prima, provincia di Verona. Provincia di Verona è in una fase di focolaio importante, ci preoccupa, è ancora sotto controllo, però è una provincia che paga lo scotto di alcune contingenze che sono chiare e ovvie. Abbiamo avuto ad esempio pazienti che ci sono arrivati via auto, giustamente, per chiedere cure da fuori regione. La contiguità con Brescia ha comunque significato questo. La contiguità con il grande focolaio di Brescia comunque è inevitabile, il virus non conosce confini e quindi la battaglia la dobbiamo fare anche noi. Io spero che Verona si possa chiudere bene questa partita su Verona, però sappiate che su Verona stiamo allestendo terapie intensive, su Verona abbiamo non solo i 2 direttori oggi impegnati, ma ho voluto personalmente che ci andasse e faccia presenza e supervisione il dottor Paolo Rosi, che è responsabile del 118 del Veneto, è persona di sicura e provata esperienza, è colui che peraltro per Don Dante Carraro, per QAM, i medici con l'Africa, è andato a dar vita al 118 in Sierra Leone. Quindi lì c'è anche questo nostro manager che è Paolo Rosi, il dottor Paolo Rosi,
che sovraintende e coordina tutto il tema emergenza-urgenza, non perché gli altri siano incapaci, ma porta quell'esperienza in più che ci serve in un momento in cui c'è bisogno. Se è vero che abbiamo una sanità di livello, è altrettanto vero che abbiamo un manager di livello, e come in una guerra, diciamo, i soldati vengono spostati, i generali, i colonnelli, coloro che fanno le strategie vengono spostati in base al nemico. Il nemico oggi ci dà un fronte là, l'altro fronte è quello delle case di riposo. Vi annunciamo che già stamattina abbiamo fatto una campagna di tamponi nelle case di riposo. Beh, è bene ricordare che già li facevamo, questo è bene ricordarlo, in molti casi sono stati fatti. Ovvio che continueremo nei prossimi giorni, siamo assolutamente a fianco, ne abbiamo parlato tutta ieri con l'assessore Lanzarin, siamo assolutamente a fianco alle gestioni, ai familiari, lasciatemelo dire. Ieri ho parlato con un familiare e mi ha detto: guardi, noi vediamo foto di WhatsApp, qualche filmato, e poi di punto in bianco apriamo il giornale e vediamo 7 morti nella casa dove c'è mio padre, e dice: cosa sta succedendo? Case di riposo purtroppo hanno come ospiti il candidato ideale come ospite per il virus, lo sappiamo, spesso sono persone che hanno anche salute debilitata, che comunque non godono di perfetta salute, spesso sono case di riposo per non autosufficienti. Noi dobbiamo evitare che diventi una strage. Gli abbiamo forniti di dispositivi, li stiamo mandando tutti i giorni, non dal primo giorno perché non ne avevamo neanche per i nostri dipendenti. Guardate, io spero che sia chiaro a tutti che le mascherine sono iniziate ad arrivare veramente da sta settimana. Spero che sia chiaro a tutti che da sta settimana io ho iniziato a parlare di 13 milioni e mezzo di mascherine. Spero che sia chiaro a tutti che non c'erano fonti di approvvigionamento. Guardate, assieme all'assessore Bottaccin abbiamo fatto una prova 10 giorni fa e abbiamo comprato le mascherine su Amazon. Sono arrivate quando? 2 o 3 giorni fa. Abbiamo detto, cerchiamo di capire anche se dovessimo, vi dico anche di più, quando in quel momento dicevamo, siccome prima o poi ci sarà necessità di mettere la mascherina, non vorremmo mai che qualcuno dicesse loro ce l'hanno perché sono dei fortunati. Io ho detto ce le compriamo, ce le siamo comprate su Amazon e ce le ho qua se volete vedere, anche quelle buste con tutto, sono quelle chirurgiche ovviamente. Ma quante ne come? Una ventina? Trentina? 20 sul primo e 10 sul secondo. 30 mascherine. Ma lo dico perché era impossibile trovare mascherine. Adesso le mascherine arrivano, stanno arrivando, e tutte le mattine, vi posso garantire da 2 o 3 giorni, inviamo tutte le ULSS e inviamo ovviamente alle case di riposo per il tramite delle ULSS. La prossima settimana dovremo avere l'arrivo finalmente della grande fornitura. Ci abbiamo comprato 2 milioni di PFF2, che sono le mascherine, diciamo quelle che vanno per la maggiore. Poi c'è la PFF3 che è quella proprio da intensivisti eccetera, ma avere già le PFF2 vuol dire avere in mano un lingotto d'oro. Ecco, dovremmo aver trovato la prima grande fornitura. Pensate che abbiamo messo a sistema mi piacerebbe che un giorno andaste a valorizzare questa ditta, la ditta Bravin di Caorle, mi sembra si chiami Ocean Blue, fanno mascherine chirurgiche. Loro le abbiamo messe al sistema, ne fanno 10.000 al giorno, le compriamo tutte noi, quindi loro ogni settimana ce ne danno 50-60.000. Nessuno sapeva dell'esistenza di questa azienda e anche lì siamo andati a intercettarla ormai da una quindicina di giorni che stanno producendo. Comunque è una piccola goccia, ma sappiamo che tutti i giorni abbiamo 10.000 mascherine chirurgiche. Case di riposo, ovviamente lo screening, l'assistenza medica sanitaria e ovviamente un lavoro coordinato. Adesso stiamo tentando anche, alla volta di domani penso ce l'avremo, redigendo un nuovo piano. Noi sapete che avevamo tutte le circolari direttive, cerchiamo di fare anche un nuovo piano ad hoc per le case di riposo, non escludendo se fosse necessario anche di prevedere lo spostamento di alcuni pazienti, però dobbiamo capire nel piano cosa ne viene fuori, perché capite che i pazienti, se li portiamo in ospedale, è come portare uno dalla brace, dalla griglia alla brace, cioè in ospedale è il posto meno indicato. In ospedale bisogna portare chi deve essere curato,
cioè non può essere, come si può dire, un parcheggio per lungodegenti, soprattutto in questo momento, perché il pericolo virus negli ospedali è evidente. E sui tamponi abbiamo fatto anche oggi il punto della situazione. Noi abbiamo una capacità di circa 11.000 tamponi in questo momento, quotidiani, però è bene che io vi dica, li stiamo facendo, però è bene che io vi dica che il grande fattore limitante stanno diventando i reattivi. Stiamo facendo il diavolo a 4 con le microbiologie per trovare alternative, perché le grosse aziende non ci forniscono più reattivi e mancano anche gli stecchi con i tamponi. Quindi possiamo anche stornarla col cotton fioc, però dobbiamo farci tutta una serie di procedure e comunque ci manca poi il reattivo, perché abbiamo le macchine per leggere i tamponi, ma chi ci ha dato le macchine non è più in grado di fornirci i reattivi. C'è il mondo intero, no? Quando siamo partiti noi ormai abbiamo quasi, possiamo annunciarlo per stasera, abbiamo 100.000 tamponi fatti. Questo è il numero, siamo arrivati a 100.000 tamponi. Attenzione che non ne producevamo 11.000 al giorno prima andavamo via molto a scartamento ridotto, 3.000, 3.500. Il vero tema qual è? Il vero tema è che oggi il mondo intero si è accorto che la politica dei tamponi funziona, e come accade sempre, quando tutti vogliono la Coca-Cola non si trova più. E quindi sui tamponi abbiamo questo fattore limitante. Arriveranno a sistema per martedì, mercoledì prossimo, oltre 700.000 test istantanei. Guardate che quando dico arriveranno, dico che arrivano dalla Cina, quindi immaginate nella nostra testa, nella nostra programmazione, quanto prima siamo partiti. Questi ci permettono di integrarli con i tamponi e di fare, in virtù di una sperimentazione che abbiamo fatto, questo ve lo annuncio, e noi il test rapido, che è quello con la goccia di sangue, per capirci, che cerca gli anticorpi, lo stiamo testando ormai da 20 giorni, un mese. Sembra che possiamo essere certi, o quasi, stando ai primi dati che abbiamo, che al quarto o quinto giorno di sintomi il test ci dà già la risposta positiva, il che capite che è un tampone che arriva quasi in contemporanea col tampone, perché se tu devi fare un tampone a un cittadino, cioè non è che arrivi proprio il primo giorno che ha il sintomo e gli vai a fare il tampone, no? Anche da un punto di vista organizzativo non ci riusciamo. Quindi metti che arriva il secondo o terzo giorno, al quarto o quinto giorno anche il test in un quarto d'ora ti dà anche l'esito, per cui nelle linee guida adesso integriamo i test, ne abbiamo 700.000, vi ricordo 700.000 test abbiamo comprato, le integriamo anche per degli screening di massa per la ricerca anticorpale. Poi c'è un altro fronte sul quale stiamo lavorando con le microbiologie, che sono le prove sierologiche, che sono sempre la ricerca degli anticorpi ma col prelievo del sangue e quindi con tutta una modalità più da laboratorio, però diciamo che integrando i tamponi che avranno sempre più difficoltà ad essere realizzati, i 700.000 test che abbiamo comprato in tempi non sospetti, lo sottolineo, questo dà anche una dimensione della nostra programmazione, e quello che arriva dalle microbiologie, le prove sierologiche, ci aiuterà comunque a tenere monitorato. Siamo pronti con le linee guida che vi presenteremo domani ad applicare le somministrazioni con delle squadre speciali di idrossiclorochina a domicilio, il che vuol dire partire subito con le terapie senza portare in ospedale i pazienti, perché c'è una oggettiva remissione dei sintomi in base a questi trattamenti. Direi che è un quadro abbastanza chiaro. Ai cittadini faccio la solita preghiera di non uscire di casa, siamo sabato domenica, quindi il lavoro è ridotto al minimo rispetto a coloro che hanno impegni lavorativi, e queste attività vi invito a farle entro i 200 metri di casa. Se dovete uscire di casa, restate in casa, cercate di dedicarvi ad altre attività, ce ne sono molte che si possono fare, e abbiate ancora pazienza, ma ne verremo fuori. Domande? Presidente, buongiorno, se posso... no, sì, volevo dirvi sta storia, grazie, dei ricoverati. Guardate, io vedo e capisco che ci sia tensione e problemi, ma se noi non avessimo programmato gli ospedali e Covid Center, qualcuno mi dovrebbe spiegare dove sarebbero oggi 2.000 persone con il virus. Lo capite? Non potevamo spargerle in giro per il Veneto. I Covid Center ci servono a questo, ci servono comunque come appoggio.
e comunque ci servono un sacco di attività e di ospedali. Peraltro ho un dato che su 1941 Covid poi abbiamo 8.860 ricoverati che non sono Covid. 8.860 ricoverati che non sono Covid. Quanto a Schiavonia, vedo che c'è sempre dibattito. Il loro problema è il nostro problema, Monselce, Schiavonia e quant'altro. Guardate, non è, ve lo dico col cuore in mano, non è che c'è da sta parte i lazzaroni che non capiscono niente, dall'altra parte quelli che hanno capito tutto. Ma io sono assolutamente nei panni di uno che vive nella bassa padovana piuttosto che nella zona dell'Alto Vicentino o a Vittorio Veneto piuttosto che a Jesolo o a Villafranca nel Veronese o quant'altro. Però noi dobbiamo fare delle scelte in maniera tale da bilanciare anche sul fronte delle cure. Adesso ho letto di qualcuno che dice che l'ospedale, cioè, ad esempio l'ospedale di Rovigo è distante. L'ospedale di Rovigo, cioè, ho verificato, sono 23 km, roba del genere, tutta autostrada. Cioè, torneranno gli ospedali vicino a casa, però voglio anche dire che noi dobbiamo garantire la sanità. Vogliamo tranquillizzare i cittadini che sulla sanità in un momento di emergenza totale, a meno che qualcuno non abbia capito cosa stiamo vivendo, a meno che qualcuno non abbia ancora capito, siamo ancora in grado di garantire la sanità a 9.000 persone che anche oggi sono ricoverate. Le sale operatorie funzionano per gli oncologici. Ho letto ieri sera una notizia di una signora che mi dice: io sono un'oncologica, sono stata operata, ho fatto le chemioterapie a Schiavonia, adesso mi viene l'ansia. La capisco, la sostengo, ma l'ansia non toglie che ti garantiamo le cure a Rovigo piuttosto che a Piove di Sacco o non so dove ti hanno indirizzato. Cioè, a me, voglio dire, a me viene l'ansia come amministratore quando non sono in grado di garantire la cura a qualcuno. Posso capire il cittadino che gli venga l'ansia perché cambi gli schemi di gioco, ma sta roba qui io spero duri poco. È ovvio che non può durare anni. Cioè, nel nostro modello, ve l'ho detto un miliardo di volte, metà aprile picco e poi si va scendendo. Io spero che alla volta di fine maggio-giugno, se tutto torna come prima, torna più bello di prima, torneremo anche con un'esperienza rispetto alla cura e all'emergenza-urgenza che sarà sicuramente più importante. Allora, va la mia vicinanza a tutti i sindaci, a quelli che hanno capito e anche a quelli che non hanno capito. Va la mia vicinanza, la nostra vicinanza a tutti i cittadini. Ma credetemi, stiamo veramente facendo i salti mortali per garantire le cure ai cittadini. Non è che si risolve dicendo: a casa mia mi tieni aperto l'ospedale e gli altri si arrangino, perché purtroppo se dovessimo aprire secondo alcune istanze, a riaprire vuol dire che qualcun altro deve trovarsi in strada per la logica dei numeri. E comunque finché ci sono io si va avanti così. Mi venite a contestare quando non saremo più in grado di garantire le cure anche a chi ha diritto a cure. Prego. Presidente, le volevo chiedere, buongiorno, un commento sui fondi stanziati dal governo proprio ieri sera. Quanti fondi stanziati? 4 miliardi. Ah, i 4 miliardi e 3? E 400 per la partita. Sì, guardate, io dico una cosa, voi sapete che non ho mai fatto polemica e non voglio proprio farla oggi. Possiamo dire non basta ma aiuta, ecco, questo è lo slogan, nel senso che io mi immagino che tutti noi cittadini vorremmo vedere un bel piano Marshall, come hanno fatto i tedeschi, 550 miliardi stanziati, e almeno capiamo qual è l'inizio e qual è la fine di questo progetto, perché magari alla fine scopriremo che il governo ci darà una miniera di lingotti d'oro, però magari saperlo prima uno si regola, no? Io parlo con le imprese e tutte le imprese sono preoccupate perché dicono: stiamo navigando a vista, cioè che misure ci saranno, cos'è che fate, anche per le nostre scelte industriali. Guardate, ho parlato anche questa mattina con dei grossissimi industriali, tra i più grandi in Veneto e tra i più grandi a livello internazionale, e anche con piccoli imprenditori, e tutti dicono la stessa cosa, mi dicono: dateci una direzione, diteci dove volete arrivare con le misure, con i benefit, con le casse integrazioni, con tutte le... e dopodiché noi ci arrangiamo. Molte imprese mi dicono: guardate, noi non siamo scioccati dal coronavirus perché l'abbiamo già vissuto in Cina con le nostre unità produttive cinesi, abbiamo già capito, le nostre mense in Cina hanno già i separé dopo il coronavirus, sappiamo già cosa accadrà qui, però dateci una direzione.
e la direzione viene data da un piano e degli stanziamenti importanti. Poi, ripeto, l'Europa chi l'ha vista? Cioè, questo paese deve battere i pugni per l'Europa, cioè l'Europa è scandalosa, non c'è Europa ed è scandaloso che stiamo qui a discutersela tra regioni, governo, regioni, avanti così. L'Europa dov'è? E quindi il mio invito al governo è che spacchi tutto, cioè deve farsi sentire in Europa. Grazie. Prego. Una domanda. Vorrei capire come commenta le affermazioni del Ministro Boccia su ben due fronti. Il primo, le regioni da sole sarebbero crollate, ha dichiarato se l'autonomia e sussidiarietà è un conto, se l'autonomia fare da soli perché si pensa di fare meglio, la risposta è no perché crolli. E poi ancora per quanto riguarda la polemica sulle mascherine, ha detto senza lo Stato non ci sarebbe stato nulla, ovvero ha sottolineato che l'organizzazione della sanità è regionale, ma senza lo Stato non ci sarebbe quasi nulla se non le fondi che erano nei depositi. Beh, guardate, non è proprio così, però eviterei la polemica. Sto pensando a tutti i familiari che hanno a casa una persona malata o peggio ancora quelli che hanno i morti. Sentirsi dire che se non c'è lo Stato saremmo tutti a cartoni, decisamente no. Vi lascio uno schema, poi ognuno di voi lo leggerà come vuole, di cosa abbiamo chiesto, di cosa abbiamo avuto. E non sono uno che ha mai fatto polemiche, non ho neanche preso in mano la mascherina famosa per dire io, cioè, l'ha fatto tutti. Guarda, io non ho mai fatto polemiche, la definisco, spero sia uno scivolone perché è un'uscita infelice, perché la Regione del Veneto sta comprando mascherine, la Regione del Veneto sta facendo quello che deve fare, ma non mi risulta che siano stati riempiti di mascherine o da contatto. Punto. Allora, se si vuole la polemica la facciamo, ma la facciamo dopo. Noi rispondiamo con i numeri e con i fatti. Bene. Abbiamo 700.000 kit test rapidi in arrivo. Se mi dice quanti ne ha il governo in arrivo di test rapidi da distribuirci, ci misuriamo su questo magari, no? Sì, se posso, per stare sul tema che sollevato dalla collega, anche noi ieri abbiamo ricevuto una comunicazione che abbiamo pubblicato in estrema sintesi del Ministro Boccia, in cui dice che domani darà una fotografia esatta del materiale sanitario che il commissario Arcuri pensa di distribuire a tutte le regioni. Lei ci può fare il quadro? Ma io vi do quello, vi posso lasciare la lista, ve la lascio cartacea al 25, no, al 25, cioè sono le date, ve la guardate, poi decidete voi cosa scrivere. Aggiornato il 25 con previsione fino al 31. Che è quello che voi avete chiesto e quello che è arrivato? Esatto. Sì, c'è tutto. Grazie. Esatto, cioè, tanto per darti un'idea. Ma guardate, mi spiace, mi trovo anche ad essere imbarazzato perché sinceramente conosco Boccia e spero sia uno scivolone, perché tanto per dare un'idea. Ma forse rispondeva a De Luca perché era il presidente. Ho capito, ma ora doveva dirlo. Tanto per dare l'idea, noi abbiamo bisogno di 200.000 PFF3 al giorno, se ne sono state consegnate, scusate, 3.210. Sono 200.000 al giorno, consegnate soltanto 3.210. Le PFF2 ne abbiamo bisogno di 200.000 al giorno, consegnate 152.000. Le chirurgiche ne abbiamo bisogno 500, quante sono queste qua? 550.000. Al giorno, ce ne hanno consegnate 682, ma al giorno? Non è che sono consegnate al giorno, in totale? Sì, le famose 3.210 di F3 sono state consegnate in totale. Però scusate, che sia chiaro che il sottoscritto non ha fatto polemica e non la faccio. Per me questa sono dati che abbiamo qui, me li sono fatti dare perché immaginavo che qualcuno alla luce delle dichiarazioni me li avrebbe chiesti. Per me è chiuso qui. Vi do i dati, poi voi fate tutte le vostre riflessioni. Sono dati ufficiali del carico-scarico di quello che è arrivato. Se non ci sono mascherine nel mondo, io vedo che ho avuto difficoltà a recuperarle, non ho mai fatto le pulci al governo perché non me le dà. Non mi avete mai sentito dire qualcosa? Boh, ma che adesso si rovesci la frittata mi viene da ridere.
Altro? Io se posso sempre sui temi così di carattere politico generale, noi oggi abbiamo pubblicato una lettera aperta ai sottosegretari variati che a nome del governo si è permesso di lanciare un appello alle categorie economiche e alla classe politica. Lui ritiene che il Veneto possa essere il modello, oltre che sanitario anche economico, per la ripartenza. Dice l'obiettivo è quello di arrivare alla proroga del decreto Conte prevista per il 3 aprile con una chiusura diversa rispetto a quella attuale, per consentire ad alcuni settori che secondo lui potrebbero essere già pronti a entrare in funzione di ripartire. Lei ritiene che questa sia una considerazione utile o è intempestiva in questo momento? Ma guardi, cioè non faccio nessun commento, anche perché le ultime volte, poi quando facevamo gli incontri del governo, mi sembra aver capito che le idee erano di tutt'altro tipo, per cui non ho nulla da commentare. Io avrei un po' di domande, colleghi dai giornali, poi facciamo l'ultimo giro. Stavolta vado in ordine inverso all'ordine di arrivo. Domenico Basso, cosa potrebbe prevedere una ordinanza più... Scusate un attimo. Sì, no, non mi ricordavo un passaggio, senza polemica, Variati l'ultima volta sosteneva che io potevo fare le ordinanze, poi è stato smentito dal governo che c'è, per cui noi dobbiamo avere un interlocutore e il nostro interlocutore è il governo, perché anche in videoconferenza quando io ho detto guardate che avete il sottosegretario che dice possiamo fare le ordinanze, ci hanno detto no, le ordinanze si fanno quindi è per questo che non voglio replicare. Grazie. Prego. Il collega Domenico Basso del TV direttore dice cosa potrebbe prevedere eventualmente un'ordinanza più restrittiva? Ma adesso stiamo valutando, vi dico anche che stiamo valutando fino in fondo anche il tema dei mercati. Punto. Non vi ho detto che li chiudiamo, stiamo valutando anche il tema dei mercati. A questo punto inverto l'ordine delle domande perché casca a fagiolo quello che lei ha detto, perché Paolo Brinis, Mediaset, dice ieri nelle piazze di Padova piatta delle erbe presa da... No, guardate, è insostenibile. Cioè, se la vedete con l'ottica epidemiologica della diffusione del virus, ieri si è creato il contesto ideale per diffondere il virus. Punto. Non è che faccio, cioè, non faccio lezione a nessuno, la faccio a me stesso. Cioè, sono tutti più bravi di me, però io ho l'obbligo, avendo la responsabilità, noi avendo la responsabilità sanitaria, di dirvi che in quel contesto non si fa sanità. Punto. Allora, tanta gente senza mascherine, oltretutto. Le sue parole di ieri, dice la Ranzana, hanno gettato nello sconforto operatori familiari delle case di riposo che si sono sentiti abbandonati. Com'è che oggi ha cambiato idea? Chiede la Ranzana. Chi è che ha cambiato idea? Io non ho cambiato idea, ho semplicemente detto, tanto è vero che oggi abbiamo fatto già il primo giro di tamponi, bisognerebbe capire cosa intende, cioè cosa ho detto io ieri che ha gettato uno sconforto ai familiari, non lo so. Chiamala, sentiamola in diretta. Okay. Grazie. Altro ragazzi? Ma io ne approfitto di questo momento, Presidente. Senta, ieri la Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, forse anche su sua indicazione, ha sperimentato i droni per il controllo, insomma, delle restrizioni oltre la temperatura. Se ci sono persone in giro che ancora oggi ignorano le restrizioni, sarà questo il futuro? Ma sai, cioè, questa è l'intelligenza artificiale, è ovvio che si viene, come si dice, ci viene in aiuto, noi la guardiamo con attenzione. Ovvio che poi ci sono dei temi che devono essere affrontati a livello nazionale, perché è un tema di sicurezza, di privacy. Forse c'è l'Alda? Prego. Sì, ce l'ha, Alda può parlare, speriamo che si senta, che ormai traduco io. Ok, buongiorno Presidente, buongiorno Assessore. Ciao Alda. La mia domanda riguarda le dichiarazioni che lei ha fatto ieri, Presidente, e cioè le case di riposo non sono enti regionali, non vengono a dire a noi se non hanno mascherine, eccetera. Le dichiarazioni di ieri, come dicevo nella domanda detta dal portavoce Parreggiani, hanno gettato nello sconforto operatori, gestori e familiari, si sono sentiti abbandonati. Risulta anche che ci sia stato un carteggio. Le opposizioni in Consiglio regionale hanno detto che comunque questi sono enti che dipendono dalla programmazione regionale. Lei oggi dice non li abbandoniamo, stiamo preparando una
non è cambiato nulla, perché io ieri non l'ho detto con quel, forse sono stato male interpretato. Io ieri ho detto, ai quai colleghi che annuiscono, ho spiegato il tema che se mi chiedi le mascherine, dicevo, te le porto, cioè, tanto è vero che le stiamo consegnando da giorni, ma non fate passare l'idea, mi ricordo la frase, che il tema di recuperare le mascherine fosse una competenza della Regione, perché comunque in emergenza la Regione c'è dappertutto, potete andare a vedervi anche il video di ieri, mi ricordo le frasi che ho detto, però è pur vero che non può neanche passare adesso l'idea che tutto quello che succede di negativo è colpa della Regione. E fra l'altro ho anche aggiunto, guardate che case di riposo peraltro hanno un consiglio di amministrazione, hanno una gestione, hanno una direzione e sono autonome, il che non vuol dire che vengono abbandonati, assolutamente no, perché noi abbiamo il compito della tutela sanitaria, tanto è vero che abbiamo fatto tamponi, oggi abbiamo una squadra che è uscita un po' dappertutto, ma abbiamo tamponato che so Merlara piuttosto che altre realtà e abbiamo ben chiaro questo, quindi se la preoccupazione è una retromarcia, no, confermo quello che ho detto ieri e confermo quello che ho detto oggi. Se andate a vedere il video il passaggio è molto chiaro. Scusi, sul tema delle mascherine, io sappiamo, perché ci hanno avvertito che una casa di riposo aveva ordinato 50.000 mascherine, erano arrivate in dogana gliele hanno bloccate perché dicono la programmazione regionale, cioè le due cose... No, in dogana gliel'hanno bloccate, perché la Protezione Civile Nazionale ha fatto questa disposizione, cioè sta ordinanza di bloccare tutto quello che non è indirizzato alla Regione. Nel momento in cui vengono intercettate si vede che sono della casa di riposo, per quando la Regione sa, dice ok, è vero, esiste una casa di riposo. Perché sì. Non lo so, cioè adesso che casa di riposo è? Noi ci sono casi in cui sono state bloccate, poi si sapeva che hanno tipo per loro C in qualche altra parte, sono state bloccate dalla Protezione Civile veneta, quindi succede così, non so questo caso specifico. Consorzio Veneto Salute mi dicono. Verifichiamo, però di solito se noi abbiamo lo sblocchiamo. Però attenzione che non siamo noi a bloccarle, c'è una direttiva per evitare che ci sia commercio di mascherine che escono dai canali quelli della sanità e vadano da altre parti. Cioè considerate che c'è roba bloccata che fa semplicemente passaggio in Veneto o passa per l'Italia e non è per l'Italia, quindi è giusto bloccarla, come fanno gli altri paesi. Io vorrei ancora avanzare un Prego. Alda, vai pure. Posso? Prego Alda. Grazie. Senta Presidente, ma allora così chiudiamo il cerchio, ci può anticipare qualcosa di questo piano in cui dice anche possibile trasferimento degli anziani, immagino quelli malati, o forse si riferisce a Poliziani? Che cos'è che avete in mente? Perché effettivamente la situazione nelle case di riposo è pesante, cioè continuiamo ad avere molti morti, le dice sono persone molto delicate e disposte al virus. Ci può anticipare che cosa avete in mente? No, guardate, intanto... Ci sono tanti altri morti, mi dicono dalle redazioni locali. Sì, grazie. Guardate. Allora, affrontiamo il tema in maniera più approfondita, approfittiamo di Alda Vanzan che me l'ha chiesto. Primo, noi abbiamo già tutta una serie di circolari di direttive, non è che dobbiamo fare un piano nuovo per le case di riposo, e non vorrei passasse questo concetto domani che si titola, si dice Zai un nuovo piano per le case di riposo. Stiamo mettendo insieme tutte le direttive fatte, cercando di mettere in linea tutte le azioni in maniera tale di essere ancora più incisivi, ma ci sono già le direttive rispetto ai comportamenti da tenere di natura sanitaria. Quanto allo spostamento degli anziani, ho semplicemente detto, magari Alda poi vai a vedere sul video, ho semplicemente detto che non si esclude anche la possibilità di valutare, ho detto, l'eventuale spostamento di qualche anziano, e poi ho anche aggiunto, ovviamente capite che non li possiamo portare in ospedale nei lungodegenti, perché sennò finisce che tornano a casa col virus, parlando di anziani. Ma è anche vero, e questo non l'ho detto, che ci sono delle case di riposo che molto diligentemente hanno fatto le aree Covid e le aree non Covid, che è esattamente il sistema e l'indicazione che abbiamo sempre dato di separare i due malati, e invece in alcune c'è ancora, diciamo, una commistione tra l'infettato e il negativo. Dico solo questo. Quanto alle case di riposo, siccome non vorrei che ci fosse qualcuno che, siccome vede
che c'è un momento di far polemica ne approfitta, c'è sempre qualcuno che ha dignità e etica zero, e vi ricordo che il tema delle case di riposo è un tema che tocca tutte le realtà regionali, perché il vero tema sono le case di riposo, cioè non è che è scappata di mano, anzi potrei dire che rispetto a quello che è accaduto in tutte le altre regioni dei miei colleghi, ancora, brutto dirlo, ma ancora non siamo ancora a quei livelli e cerchiamo di tenere ancora rispetto a questo. Considerate che la mancanza di dispositivi all'inizio ha pesato molto sul tema del contagio, come ha pesato molto sul tema del contagio dei nostri sanitari, ne avevamo a un certo punto oltre 700 a casa in isolamento. Pensate, ultima scusa, sempre per questo, per dare una dimensione, guardate cosa è accaduto a Treviso in geriatria. Geriatria non è altro che la replica di quello che sta accadendo nelle case di riposo. Speriamo non arrivi a quei livelli, ma purtroppo il tema dell'infezione è un tema che ti dà quasi il 100% di garanzia di avere sintomi tra quei pazienti. Ho finito tutto. La Cristina Giacomuso chiede una spiegazione. Le prove sierologiche con prelievo di sangue si sono sempre fatte o sono una novità? No, allora, dal punto di vista clinico non sono una novità, per il coronavirus sono una novità. Però ci stanno lavorando su questo, attenzione. No, era per concludere sulle case di riposo. Se non ricordo male, l'ultimo dato che ci avete fornito parlava di 300 e rotti contagi all'interno di una popolazione anziana ricoverata che mi pare... Sì, dopo vi lascio l'assessore Lanzarin che vi dà... Sono attorno a 33-34 mila ospiti. Vi dà tutti i dati. Altre domande? Grazie, vi lascio l'assessore Lanzarin. Grazie Presidente. No, grazie a voi. Grazie a voi. Polemiche zero ragazzi, noi non facciamo polemiche. Grazie. Buona domenica. Sì, allora 2 giorni fa vi abbiamo dato i dati, domani ve li ridiamo perché li teniamo monitorati, quindi domani vi diamo i dati aggiornati rispetto tutte le strutture del Veneto, quanti sono gli ospiti contagiati in isolamento e quanti sono gli operatori in isolamento, quindi perché positivi. Mi sembra che quel dato, quella tabella diceva 300 e qualcosa e 200 operatori, insomma più o meno a grandi linee. Chiaramente, siccome abbiamo notizie che ci sono qualche nuovo focolaio, allora aggiorniamo la tabella, i numeri saranno un po' più alti insomma, rispetto a quella, ma domani eventualmente vi forniamo la tabella aggiornata. Va bene? Posso fare una domanda? Mi è arrivata prima, c'è un'agenzia di poco fa di protesta dei sindacati perché è assurdo mandare in cassa, il titolo sto leggendo, è assurdo mandare in cassa integrazione personale sanitario in tempi come questi e si riferiscono alla casa di cura di Abano, chiedono che diventi persino sanitario invece di mettere in cassa integrazione delle persone. Sa qualcosa la Regione? No, questa cosa non la so, non l'ho vista, non ne abbiamo parlato. Insomma. È uscita un minuto fa. Va bene. Che tipo di terapie verranno svolte a domicilio? Volevo capire meglio. No, le terapie ieri è passato il protocollo all'interno del comitato scientifico e da autorizzazione di AIFA dell'altro giorno sono le terapie a domicilio e anche dentro le RSA, quindi non solo a domicilio ma anche dentro le RSA, dei farmaci antimalarici, insomma adesso hanno dei nomi impronunciabili quindi non ve li pronuncio, però sono quei farmaci antimalarici che AIFA ha autorizzato a domicilio in sperimentazione. Noi abbiamo inserito anche l'RSA per prendere in maniera precoce i sintomi, quindi chi ha sintomi all'inizio insomma della sintomologia. Quindi non è che il farmaco per l'artrite reumatoide? No, quello è un altro, quello è già in sperimentazione. Scusa per dire, ieri però che ho guardato l'elenco completo. Sì, no, io volevo capire. No, non è quello, non è quello. Se tutte le terapie venivano fatte a casa. No, solo quello degli antimalarici viene fatto a casa oggi. Quindi quello appunto quei 3 farmaci particolari, gli altri vengono somministrati invece all'interno dei presidi ospedalieri. Scusami, anche la casa, mi dicono anche la casa Rizzoli, 1 su 4, lo stesso problema della cassa integrazione. Vabbè, vedremo un po' se ci sono istanze e poi affronteremo questo problema. Assessore, scusa una domanda, la situazione di se ce la può dire dell'AIA di Gristimoliano? No, ho avuto notizie che anche dentro il Gristimoliano ci sono dei casi positivi,
però insomma rientra tra quelle strutture insomma, che oggi ci sono situazioni con casi positivi. Ne abbiamo parlato, come diceva il Presidente, con i direttori generali, anche con la nostra prevenzione per preparare un piano appunto che vada ad intervenire, visto che oggi ci sono effettivamente diversi focolai in più strutture proprio nell'ottica di contenere il più possibile. Insomma. Volevo capire una cosa, tornando al tiro di una parte generale. Allora, prima si faceva riferimento a quei 4 miliardi che il governo ha stanziato per i comuni, ci sono altri, mi pare, c'è una certa cifra che viene messa a disposizione dei sindaci per i cosiddetti buoni spesa. 400 milioni. 400 milioni, perfetto. Ecco, questa qui è un'iniziativa che deve essere gestita da ogni singolo comune e sindaco oppure la regione ha un coordinamento? Allora guardate, mi è appena arrivata che abbiamo 2 ore di tempo per fare eventuali osservazioni al DPCM, quindi adesso leggeremo il DPCM, capiremo com'è costruito il DPCM, se ci sono osservazioni che possono essere costruttive in questo senso le faremo. Grazie. E a questo punto aggiungo la domanda di Dalmas che avevo tenuto per ultimo perché immaginavo si sarebbe finita parlando di questo, dice Dalmas, Asca News, ma basteranno 400 milioni per rifornire da mangiare che è rimasto per gli introiti? Credo che la domanda... Credo che insomma, mi sembra logico che qui le risorse non saranno mai abbastanza sufficienti, insomma mi sembra una domanda una risposta scontata questa. E con questo ragazzi, buon lavoro. Grazie. Grazie. Saluti Assessore. Eccoci di nuovo in onda, l'appuntamento come sempre con la sede della Protezione Civile, le prime dichiarazioni di Zaia, poi faremo il riepilogo con la nostra Ilaria Marchiori che appunto è lì insieme a Sandro Ponchio che ringraziamo ovviamente. Io adesso passerei direttamente la palla a Stefano Marcon che è già qui collegato con me via Skype, sindaco di Castelfranco Veneto, nonché presidente della provincia di Treviso, per 2 temi in particolare. Allora il primo è quello, intanto la saluto, buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, salve. Allora, lei ci ha dato la notizia questa mattina con un post su Facebook di queste mascherine di Grafica Veneta che sono state trovate nel cestino dell'immondizia, una cosa che ha fatto piuttosto arrabbiare. Sì, ha scatenato l'indignazione un po' di tutti questo gesto, perché non trovo alcuna giustificazione nei confronti dei volontari che stanno lavorando assiduamente da domenica scorsa. Oggi è domenica e tutti i volontari di protezione civile stanno distribuendo queste mascherine che ricordo essere una prima forma di difesa, è necessario averla per quei pochi spostamenti autorizzati, e quindi consegnare una mascherina ad ogni cittadino della provincia di Treviso e del Veneto tutto noi consideriamo sia un atto forte e fondamentale per certi aspetti. Vedere che qualcuno non le gradisce e che tanto più si prende la briga anche di postarlo su Facebook ci è sembrato irrispettoso in particolar modo ed era necessario denunciarlo. Io dico, come ho detto su Facebook, che se qualcuno non gradisce la mascherina basta che dica che non la vuole. Per uno che non la vuole ce ne sono altri 100 che la aspettano. Sì, infatti abbiamo anche raccontato che queste mascherine le stanno chiedendo anche gli americani, insomma dovrebbero andare anche negli Stati Uniti, quindi lei ha duramente contestato questo gesto, tra l'altro gesto che è stato poi anche mostrato su Facebook, insomma chi ha fatto questo gesto ha anche avuto voglia di vantarsene, se non sbaglio. Esatto, ed è questo che ha scatenato l'indignazione più grande. Mi creda, guardi, si lavora giorno e notte perché le mascherine sono come il pane in questo periodo e ricordo che è appena una settimana che abbiamo cominciato sia la produzione che la distribuzione e vengono sfornate e distribuite appunto come il pane, ancora calde, e è irrispettoso veramente in un modo inqualificabile quel che ha fatto quel signore. Senta Sindaco, un altro tema importante, 4 milioni e 3 per i comuni, lei da Presidente della provincia, come commenta questa cifra innanzitutto e poi insomma anche le modalità, che cosa succederà adesso sul territorio?
Guardi, i 4 miliardi e 3 sono quelli che anticipa il governo ai comuni del fondo di solidarietà, ed è un anticipo, sono soldi che erano già messi nei bilanci di previsione, quindi sono soldi che i comuni sanno di essere propri, quindi sa un po' da beffa questo annuncio. Adesso sta circolando la prima bozza del decreto, la stiamo guardando un po' tutti assieme, e ci sembra anche qui che non si capisca la misura del disagio delle famiglie piuttosto che quella del tessuto socio-economico della realtà veneta, della realtà trevigiana, che è un tessuto economico che sta patendo una crisi mai vista, ed è fondamentale per la ripartenza che continui ad esistere questo fondo, questo tessuto socio-economico, mi ripeto. E guardo cosa fanno gli altri. Abbiamo visto che la Germania stanzia 550 miliardi, gli Stati Uniti 2000 miliardi, e ci stiamo prendendo anche un po' la briga di capire come intervenire o dar proposte concrete. Ho guardato i dati del credito erogato, dati ABI nel corso del 2019. Sapete quanti miliardi sono stati erogati alle famiglie e alle imprese, all'Italia, dal sistema bancario nel 2019? 3.000 miliardi. 3.000 miliardi di prestiti dati alle famiglie, al mondo dell'impresa, cioè si sono indebitati per far andare avanti la famiglia e l'impresa. Quindi qui non bisogna ragionare sul spostare oppure dare la possibilità di pagare tasse piuttosto che mutui più avanti. È una misura che è un palliativo, non serve a nulla. Le imprese che non stanno guadagnando in questo periodo non recupereranno più i mancati guadagni, avranno l'onere di andare a pagare gli impegni che si sono presi. Su questo, secondo me, dovrebbe concentrarsi il governo per dare un segnale concreto e tangibile e reale a chi ora ha bisogno, e ne abbiamo bisogno tutti. Senta, ma lei si è fatta un'idea di quanti soldi servirebbero allora, non so, per Treviso e provincia? Si è fatta un'idea di quanti soldi dovrebbero arrivare? Guardi, partendo da quel dato lì si sta facendo dei ragionamenti che naturalmente, tenendo conto che il sottoscritto per esempio di finanza non è che sia un mago, però spannometricamente, come si usa dire, se danno 3.000 miliardi all'anno di prestito alle imprese significa che pagano 250 miliardi al mese di rimborso rate. Dopo bisognerà fare tanti altri calcoli, però credo che sia questa la misura da mettere in pista e sulla falsariga di quello che fanno gli altri. Certo, senta, in ultima battuta, no, poi anche questa modalità di erogare i soldi attraverso i canali dei comuni, quindi protezione civile piuttosto che servizi sociali, non rischia di andare ad appesantire ancora di più un sistema che già sta lavorando molto? Senza ombra di dubbio, vede, anche qui è frustrante talvolta sentire dire che i sindaci sono le sentinelle del territorio, che sono degli eroi, sono il primo baluardo dello Stato nei confronti dei cittadini, e poi vedersi calati dall'alto e senza coinvolgimento. E so che per esempio il Veneto non è stato coinvolto in termini di ANCI. Il presidente Mario Conte ha manifestato tutta la sua indignazione in questi momenti. E calare sui sindaci oneri ulteriori senza coinvolgerli, si corre il rischio di creare aspettative da parte dei cittadini ai quali poi i sindaci non riescono a dare risposte. Ieri sera, nel momento in cui c'era la conferenza stampa, nella chat dei sindaci cominciavano subito ad essere manifestate le prime preoccupazioni, perché cominciano a chiamare, la gente pensa che siano stati stanziati 4 miliardi e 7 per dar da mangiare ai cittadini, invece così non è, o perlomeno non sembra essere, fin tanto che non vedremo il decreto non ne avremo contezza piena. Grazie, io la ringrazio per questo suo contributo, avremo tante domande da farle, ma insomma questa sera sappia che svilupperemo anche questo tema nel corso del nostro notiziario di Treviso. Se ci dovessero essere altri aggiornamenti ovviamente noi siamo qua. Grazie a Stefano Marcon, sindaco di Conegliano. Mi consenta di fare un ringraziamento particolare a tutti i volontari di protezione civile e a tutti i volontari delle associazioni di volontariato che stanno dando una mano e un contributo fondamentale oggi. Grazie a tutti voi. Grazie a lei sindaco, grazie, buona giornata. È vero, ed è un ringraziamento che ovviamente facciamo anche noi e volontari di protezione civile in questi giorni in strada, ovviamente anche con questa quarantena, i vari blocchi che ci sono stati, praticamente si vedono soltanto loro, i furgoni della protezione civile che stanno consegnando le mascherine, poi stanno dando anche una mano alle famiglie in difficoltà, i vari comuni hanno attivato anche dei servizi di spesa a domicilio, insomma sono davvero tanti i contributi che stanno dando i volontari del nostro territorio. Allora un paio di notizie
Così al volo, questa è interessante perché è atterrato all'aeroporto Valerio Catullo di Verona, riaperto in via straordinaria per l'occasione il volo che trasporta il team arrivato ieri a Fiumicino, composto da una trentina di medici albanesi sbarcati in Italia per aiutare il nostro paese nell'emergenza coronavirus. A bordo anche il ministro degli affari regionali Francesco Boccia. Questo nucleo di medici sarà destinato agli ospedali di Brescia e Bergamo, nelle zone più colpite dalla pandemia. Ad accogliere Boccia e il team di medici albanesi il vice ministro dell'Interno Vito Crimi. Un altro vice ministro ce l'abbiamo, sì, l'abbiamo preparato il contributo. Sentiamo Danilo Toninelli che ha fatto un post con alcune dichiarazioni in cui parla di reddito di emergenza. Sentite. Oggi purtroppo ci sono moltissime persone in difficoltà. Già grazie al reddito di cittadinanza ne aiutiamo 2,5 milioni. Abbiamo aggiunto 400 milioni per i buoni spesa e altri 4 miliardi per aiutare i comuni. La prossima battaglia è quella di introdurre un reddito di emergenza perché oggi più che mai nessuno deve rimanere indietro. Così Danilo Toninelli, intanto io sto cercando Giuseppe Facchin, eccolo qui, lo stiamo chiamando via Skype, presidente della CIA di Treviso, perché CIA insieme a tutte le altre organizzazioni legate al mondo dell'agricoltura, associazioni di categoria hanno fatto una consistente donazione per le terapie intensive del territorio. Vediamo se riusciamo a collegarci con lui via Skype e intanto io vi do altre notizie interessanti. Una notizia importante in questo momento è anche quella che purtroppo dà il conto dei contagiati all'interno del sistema sanitario, perché è arrivata, eccola qui, l'ordine degli infermieri ha fatto i conti e tra gli infermieri c'è il maggior numero di operatori sanitari positivi al nuovo coronavirus, sono circa 4.000. Tra gli infermieri c'è chi muore di Covid per assistere ed essere vicino ai pazienti, ma lo fa comunque senza il minimo tentennamento. Sono le parole di Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, sottolineando che 9.448 infermieri hanno risposto ci sono alla chiamata della Protezione Civile, quindi ricordiamo 4.000 i contagiati tra gli infermieri. Per restare in tema di sanità chiedo alla regia di mandare in onda il servizio Benazzi che abbiamo realizzato, dove il direttore generale dell'ULSS Marca Trevigiana racconta il nuovo piano messo in campo, un piano in cui di fatto si punta alla deospedalizzazione, ovvero a curare i malati gravi e poi a poterli seguire a casa grazie anche al supporto di altri medici che sono stati spostati sul territorio. Stiamo organizzando a livello territoriale, ringrazio dell'impegno, diversi medici che oggi facevano funzioni diverse, o perché facevano i chirurghi, o perché facevano i medici legali con esperienza in anestesia, o perché erano medici di pronto soccorso e quindi adesso, avendo meno affluenza, sono disponibili a lavorare nel territorio per spostare sul territorio queste figure che poi andranno, come dire, in supporto ai medici di famiglia per aiutarli a andare a casa delle persone e fare le terapie o comunque tenere monitorate le persone che oggi sono a domicilio, perché così deve essere. I Covid positivi dobbiamo cercare di gestirli al di fuori delle mura ospedaliere. La sanità del Veneto gioca la partita più dura ad una settimana dal picco previsto dai modelli matematici e anche l'ULSS 2 Marca Trevigiana inizia a spostare le prime pedine per raggiungere l'obiettivo, la deospedalizzazione dei pazienti Covid. Cure a casa, dopo la prima fase di emergenza, con una squadra di medici che andranno ad affiancare quelli di famiglia. Saranno unità territoriali coordinate dai medici del distretto e andranno a rafforzare le prime linee del territorio. Intanto proprio l'azienda ha annunciato oggi l'assunzione a tempo determinato e indeterminato di 7 medici, 18 infermieri, 52 operatori sociosanitari. Nelle ultime 24 ore la situazione si è stabilizzata, non ci sono stati decessi e stabili sono anche le terapie intensive, con addirittura alcune dimissioni a Montebelluna e Conegliano. Rallentando un po' l'infezione noi riusciamo anche a lavorare meglio, nel senso riusciamo forse a dare di più risposte ai cittadini che tantissimi telefonano ai nostri telefoni, telefonano al SUEM eccetera, perché sono preoccupati, perché hanno
una linea di febbre, hanno un po' di tosse. Oggi, a dire il vero, non riusciamo a rispondere a questa massa di persone. Il fatto di riuscire a rallentare un po' la tensione legata alle persone contagiate ci dà la possibilità di poter lavorare maggiormente su questo fronte. Allora, tra pochissimo Giuseppe Fachin della CIA di Treviso e poi ancora in collegamento con il centro antiviolenza, il telefono rosa sempre del Trevigiano, che ieri ha mandato un allarme, attenzione, in questo momento di grande restrizione di libertà, persone costrette a casa, è sempre attivo il numero del telefono rosa per segnalare insomma, disagi o comunque episodi di violenza che avvengono tra le mura domestiche. Allora adesso, proprio per collegarci poi al nostro collegamento con Fachin, vi faccio vedere un servizio che abbiamo realizzato che riguarda la rete degli agriturismi del territorio, sempre per riuscire anche a gestire questa fase di crisi. Evidentemente è necessario fare rete ed utilizzare tutti i canali, la tecnologia per poter continuare ad andare avanti. Mi hanno detto bellissima iniziativa perché comunque è una coccola che gli dà una parvenza di normalità. In questo momento tante famiglie hanno bisogno di una normalità. E la normalità passa anche per il buon cibo, quello della tradizione veneta. In tempi di emergenza pure gli agriturismi cambiano pelle e si adeguano alle nuove necessità, portando i loro piatti contadini direttamente a casa. Questa è l'iniziativa di Terra Nostra Veneto, Coldiretti e Campagna Amica. Qui siamo all'azienda Moro Barella di Vittorio Veneto, dove si continuano a sfornare vere le cornie. In questo momento stiamo preparando le classiche nostre pesche, che è un dolce di pasta frolla ripieno di budino al cioccolato, tipico con la ricetta proprio della nonna. Abbiamo fatto una scelta che ci dia la possibilità di usufruire della nostra materia prima e che sia pratica comunque da impacchettare e da consegnare. L'elenco degli agriturismi è disponibile anche online sul sito della Coldiretti. Tutto avviene nella massima sicurezza, si comincia con un contatto telefonico WhatsApp per stabilire il menù e il pagamento, poi la consegna con tutti i dispositivi di protezione. Noi arriviamo a casa con la nostra vettura con tutti gli accorgimenti del caso, per cui guanti, mascherina, abbigliamento idoneo, e consegniamo la merce possibilmente fuori dal cancello di casa, e non entriamo in casa assolutamente, e loro ci consegnano i soldi in una bustina di carta che poi noi metteremo da parte. E al momento della consegna poi faremo un confezionamento con dei sacchetti di carta che poi consegniamo direttamente appunto al cliente. Un servizio per chi rimane a casa quindi, ma anche un modo per gli agriturismi di tirare avanti. È un modo anche per arrotondare e per avere un introito in questa stazione, insomma. Aiuta sia noi, come dicevo prima, anche i clienti a rimanere a casa, insomma. Eccoci qua, allora ho messo giù perché siamo al telefono e contemporaneamente collegati via Skype con il presidente della CIA di Treviso, eccolo qui. Vediamo se ci può sentire. Buongiorno Giuseppe Fachin, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccolo qua, ok, grazie. Allora, dicevamo che insieme a tutto il comparto avete fatto una sostanziosa donazione alle terapie intensive del territorio, un accordo che avete trovato, però volevo anche un po' capire com'è la situazione in questo momento molto difficile, insomma, dalla speculazione dei prezzi alle chiusure, come sta andando? Noi siamo un comparto fortunato, siamo ancora operativi perché l'agricoltura non si ferma, ovviamente i tempi della natura sono indipendenti anche dal virus. Stiamo andando avanti, stiamo lavorando, stiamo facendo perché il domani che verrà sia assolutamente quello che ci aspettiamo e che abbiamo bisogno di essere. Oggi soffriamo come tutti perché navighiamo a vista e ci comportiamo come il buon senso fa sì che possiamo comportarci. Ecco, al di là di tutti i decreti ministeriali noi ci mettiamo del nostro e speriamo di essere funzionali a quella che è la causa, non ultima quella appunto che ci ha visto protagonisti nella disinfestazione delle strade e delle piazze, dove tutti trasversalmente, indipendentemente dai colori associativi, abbiamo messo a disposizione mezzi, macchine e uomini, perché questo è il momento in cui bisogna essere uniti, ci siamo, vogliamo esserci e speriamo di poter essere utili.
Senta, è vero, abbiamo fatto anche vedere le belle immagini dei vostri trattori, insomma, che sanificavano le strade. È vero che in questo momento i beni primari, no, sono proprio quelli che arrivano dalla terra, dall'agricoltura. Vi siete trovati anche ad affrontare una maggior richiesta di approvvigionamenti? Beh, per certi versi sì, senz'altro, perché essendo tutti i canali Horeca interdetti, oggi ristoranti, bar e quant'altro sono tutti chiusi. Paradossalmente alcune delle nostre aziende hanno avuto una, come si dice, maggiorazione di fatturato, perché la gente comunque mangia, beve e fortunatamente lo fa tutti i giorni, e noi siamo qui, arriviamo a domicilio, arriviamo con gli ortaggi, arriviamo con i vini, arriviamo con tutti i beni di prima necessità che tutti i nostri clienti continuano a richiedersi, fortunatamente. Ecco, siete riusciti ad attivare anche un servizio a domicilio per le persone in quarantena, per le persone in difficoltà, cioè i vostri associati sono riusciti anche ad andare incontro a questa che è un'esigenza reale? Sì, certamente, in coordinamento con le autorità del territorio che gestiscono e hanno una fase di regia in queste questioni, però non ultimi gli agriturismi riescono ad arrivare a casa dei loro clienti affezionati con eventualmente, ove ne fosse la necessità, anche con i pasti in casa. Senta, quanto avete donato? Parliamo un attimo della donazione che avete fatto alle terapie intensive del territorio. La donazione è stata un'azione di concerto che è una novità assoluta, mi permetto di dire, e che è forse un po' la riscoperta dell'unitarietà di cui parlavamo prima del comparto agricolo. Le associazioni agricole, assieme ai consorzi collegati, al Confdifesa, che ringrazio, al Consorzio Agrario e anche alla Confcooperative, che comunque sono strutture assieme a CIA, Confagricoltura e Coldiretti, che hanno l'onore di rappresentare il comparto agricolo in questo momento, hanno fatto schema, hanno fatto sistema e hanno deciso di essere funzionali a quella che è l'emergenza del momento, donando un posto in terapia intensiva al Caponcello di Treviso. È una donazione che non vuole essere un atto eroico, doveva essere fatta, pensavamo di poterla fare e l'abbiamo fatta, e io sono contento che tutti assieme, per quanto riguarda il comparto agricolo, siamo riusciti a fare questo. E questo è decisamente un messaggio importante in un momento come questo, tutti uniti. Grazie Giuseppe Facchina della CIA di Treviso, grazie per essere stato in nostra compagnia in una parte di questa lunga diretta, grazie, buona giornata a lei. Allora, a proposito di donazioni, adesso cercheremo anche di raggiungere Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, per commentare questi 4 miliardi e 3 e poi anche, insomma, le varie dichiarazioni che ci sono state nelle ultime ore, quindi adesso proveremo a contattarlo. Intanto vi faccio vedere un servizio, si chiama Donazione Follina ed è una donazione che la comunità musulmana di Follina. Mi dice la regia che invece abbiamo la nostra Ilaria. Va bene, allora abbiamo la nostra Ilaria Marchiori, dopo la diretta dalla Protezione Civile, pronta, la vedo lì in collegamento insieme a Sandro Ponchio che ringrazio per fare il punto un po' su quello che è stato detto dal governatore Zaia, e poi intanto noi cercheremo di collegarci con Baretta. Buongiorno Ilaria, eccoci qua. Buongiorno a tutti i telespettatori. È terminata da pochissimo la conferenza stampa quotidiana del governatore Zaia insieme all'assessore alla sanità Lanzarin e l'assessore alla protezione civile Bottacin. È stato fatto il punto come sempre su quella che è la situazione, sono stati dati i numeri della giornata e poi il governatore ha affrontato i temi principali che stiamo affrontando da quando è iniziata l'emergenza coronavirus. Il primo fra tutti ha ribadito nuovamente il concetto di rimanere a casa. Ci sono ancora troppe persone che escono, troppe persone fuori che non stanno rispettando le norme che sono state date dalla Regione, le ordinanze dello stesso governatore, che ha detto di aver avuto più
più e più segnalazioni, tra cui quelle di una persona che stava arando il campo e che ha visto troppe persone che stavano passeggiando con i cani, perché evidentemente ne approfittano di andare in zone in cui i controlli non ci sono o comunque scarseggiano, ovvero le zone di campagna. Ha detto che questo è il comportamento più sbagliato in assoluto, perché questo virus, il coronavirus, si sconfigge in primis rimanendo a casa. Ha detto da qui proprio non se ne esce. Tra l'altro dice ci stiamo avvicinando a quella che è la settimana che ha voluto definire cruciale e che per noi, per la Regione, è una vera e propria sfida. Quindi dice, ha detto vorrei dire che vorrebbe poter dire stiamo cambiando direzione, ma questo non è possibile se le persone, i veneti in primis, non rimangono a casa. È stato segnalato anche ieri, ad esempio, in alcune zone del centro di Padova, troppe persone fuori, ha detto non va bene, scandaloso, vergognoso. Gli è stata rivolta una domanda inerente alle dichiarazioni del Ministro per gli Affari Regionali Boccia, che nel corso di un'intervista ha parlato dell'importanza degli aiuti che arrivano dallo Stato, ovvero ha detto senza lo Stato, senza il governo, le regioni possono poco, e l'ha detto anche per quanto riguarda la polemica che si è venuta a creare sulle mascherine. A questa domanda che insomma gli è stata posta proprio da me, lui ha risposto chiaramente, come ha sempre voluto fare dall'inizio di questa emergenza, ovvero non ho alcuna intenzione di fare polemica, ribadendo tra l'altro che con il Ministro Boccia la Regione del Veneto ha anche un buon rapporto, ci sono dei buoni rapporti. Ha detto evidentemente è stato uno scivolone, oppure si riferiva ad altre regioni in particolari. Il Ministro Boccia ovviamente poi non ha specificato quali regioni, o eventualmente se si riferisse a qualche regione o qualche governatore in particolare. Ovvio che il suo discorso è stato generale, ma il governatore Zaia ha detto di volersi, si augura sia stato uno scivolone, e ha ribadito l'intenzione di non voler far polemica. Ha detto eventualmente le polemiche le rimandiamo a emergenza finita. E a questo proposito però vi voglio dire, giustamente sono stati forniti i dati per quanto riguarda l'arrivo delle mascherine e la disponibilità di mascherine nella nostra regione, perché rispetto alle richieste che sono state fatte dalla regione al governo, e siamo a un aggiornamento di situazione con arrivi al 25 marzo, quindi a 4 giorni fa, e previsione fino al 31 marzo, dunque tra 2 giorni. Ebbene, per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, sappiamo essere quelle azzurre o bianche, tanto per capirci, ci sarebbe una necessità di 550.000 al giorno, mentre ne sono arrivate in totale 6.882.670, quindi un 550.000 al giorno ne servono, e ne sono arrivate invece in tutto 682.670. Per quanto riguarda invece le FFP3, che sappiamo essere le mascherine simili praticamente a questa, ma del livello superiore, che servono per capirci nelle terapie intensive, dunque al personale sanitario, ne servono 200.000 al giorno. Perché? Perché queste mascherine andrebbero cambiate circa ogni 4 o 5 ore, quindi di conseguenza per una giornata ad un operatore sanitario che lavora in ospedale e nelle terapie intensive ne servirebbero circa 2-3 al giorno, questo tolti gli amministrativi, cioè il personale amministrativo delle strutture. Ebbene, ne sono arrivate 3.210 in totale, quindi per 200.000 al giorno che ne servirebbero, ne sono arrivate invece 3.210. Idem per le FFP2, che sono, eccole qui, la vedete,
come questa qui, ne servono 200.000 al giorno, ma in totale sempre ne sono arrivati 152.040. Dunque i suoi dati sono chiari, ma specifichiamo che questi sono i numeri. Ma detto questo, il governatore ha ribadito più e più volte che non c'è alcuna intenzione di fare polemica. Insomma, i numeri parlano, i numeri sono questi e evidentemente lo stesso ministro poi, se vorrà, chiarirà quanto detto per quanto riguarda insomma anche nello specifico eventualmente la nostra regione. Questo quanto per quanto riguarda le case di riposo, altro tema affrontato durante il punto stampa dal governatore Zaia. Ha detto da questa mattina è partita la campagna tamponi, anche se era già iniziata, ha voluto specificare e continuerà nei prossimi giorni. Dobbiamo evitare che diventi una strage, sono state le parole del presidente Zaia, proprio perché all'interno delle case di riposo ci sono gli anziani, che sono la categoria più debole e più fragile. Stiamo vedendo in molti si stanno prendendo il coronavirus, che purtroppo li colpisce duramente. Ha detto abbiamo procurato tutti i dispositivi necessari, ma li abbiamo procurati insomma adesso in questi giorni perché prima non c'erano, non passi, ha voluto dire che non siano state forniti i sanitari insomma delle case di riposo per mancanza, ma perché proprio, come è stato ribadito più e più volte da sempre in questo mese, ogni santo giorno non c'erano, per cui anche questo va specificato. Ecco. È tornato ad affrontare il governatore la questione dei tamponi. Ha detto un problema stanno diventando i ricettivi perché non ce ne sono. Per la prossima settimana arriveranno però, ha fatto sapere, oltre 700.000 test istantanei dalla Cina, e questi andranno andranno ad unirsi all'altra tipologia di tampone che si stanno eseguendo in queste giornate. Sono pronti con le linee guida, pronti per andare avanti, pronti anche per quanto riguarda gli ospedali, e quindi si lavora a testa bassa, si sta in trincea e si deve aspettare i numeri della prossima settimana, che è quella che è stata definita cruciale, che cosa ci diranno, che cosa ci potranno rivelare, e dopodiché si capiranno anche molte più cose per quanto riguarda ulteriori restrizioni delle prossime settimane. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori, buon lavoro. Se ci sono aggiornamenti e novità ci puoi tranquillamente richiedere la linea. Un grazie anche a Sandro Ponchio alla telecamera. Grazie, buon lavoro. Allora, avete sentito, questi sono un po' i numeri. Il caso delle case di riposo: sono 200 strutture in tutto il Veneto, 32.000 sono gli ospiti. In queste ore stanno arrivando le mascherine, circa 9.000 sono state inviate già da questa mattina all'interno delle case di riposo. E poi c'è anche la grande notizia che gli operatori dei CEOD, che sono i centri semiresidenziali che in questo momento sono chiusi, andranno in rinforzo agli operatori che nelle case di riposo sono in quarantena. Questa mattina con il Gazzettino abbiamo appreso la notizia anche di un possibile nuovo focolaio all'interno del Gris, una casa di riposo a Mogliano Veneto. Infatti, se avete sentito, anche i giornalisti hanno chiesto proprio questo all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Allora, noi intanto andiamo avanti. Se questo è il caso delle case di riposo e poi i tamponi, è molto importante capire adesso quale sarà il piano per la gestione di questi nuovi test, che di fatto sono test che funzionano con il prelevamento di una gocciolina di sangue, e da qui si scopre se il nostro corpo ha fatto gli anticorpi contro il coronavirus, e questo significa che di fatto siamo dei soggetti positivi asintomatici. Sì, abbiamo la pubblicità, pochi secondi di pubblicità, poi di nuovo insieme con il telefono rosa e altri servizi dal territorio.
Edizione straordinaria, buongiorno, siamo in onda dalle 10:30 della mattina, 2 le messe a cui avete potuto assistere nella mattinata. Adesso continuiamo con i nostri approfondimenti. Ovviamente il decreto, quello firmato da Conte ieri in serata, sta arrivando nelle mani dei sindaci e quindi le notizie iniziano un pochino a diffondersi. Noi vi possiamo dare qualche aggiornamento in merito a come potranno essere distribuiti questi famosi 400 milioni alle persone in difficoltà. Allora, non ci sono regole chiare, vi leggo insomma le notizie che sta pubblicando ad esempio il Corriere della Sera. La scelta fatta con il governo è che ogni comune divida i buoni come meglio ritiene. Chi ha i banchi alimentari ancora aperti utilizzerà quelle strutture per la distribuzione del cibo, altrove saranno i servizi sociali a distribuire i buoni per la spesa. E se si tratta di anziani che non hanno la possibilità di uscire, saranno i volontari ad occuparsi di andare al supermercato e poi consegnare la spesa. Il criterio generale, attenzione, è che si vada da un minimo di 25 euro ad un massimo di 50 euro per nucleo familiare, ma anche su questo ogni comune potrà regolarsi a seconda delle esigenze. I soldi dovranno bastare fino al 15 di aprile, giorno in cui dovrebbe cominciare l'erogazione dei 600 euro per le fasce deboli previste dal Cura Italia. Come si potrà richiederli? Entro domenica, ovviamente oggi, ogni comune dovrà attivare un numero da chiamare. Nel frattempo chi ha bisogno del contributo può chiamare il numero del comune e chiedere di ottenere immediata assistenza. Ecco, questa è una scelta piuttosto rischiosa perché già i comuni stanno lavorando tantissimo tra volontari e giunte comunali, la protezione civile, quindi il fatto di dover attivare anche un numero per poter ricevere le telefonate di chi ritiene di dover essere assegnatario di questi soldi potrebbe appesantire davvero tanto la macchina operativa, ma aspettiamo anche di sentire al telefono o in collegamento Skype il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta che magari potrà chiarirci un po' meglio tutti questi aspetti. Vi faccio vedere il servizio donazione Follina perché ecco, la gara di solidarietà, lo sapete, ormai è partita da settimane e anche la comunità musulmana, in questo caso del comune di Follina, ha voluto contribuire, pensate, con un bonifico di 5.000 euro per comprare le mascherine per il comune. Un gesto bellissimo da parte della comunità islamica Badr, che opera qui nella nostra comunità follinese, la quale ha fatto una sottoscrizione, ha raccolto 5.000 euro nel giro di pochi giorni e sono stati ieri bonificati al comune e noi li adopereremo per l'acquisto delle mascherine. 5.000 euro donati alla comunità di Follina e che andranno a pagare uno stock di 9.000 mascherine appena acquistate dal comune. La somma è stata raccolta tra tutti i loro associati, ma anche da amici e familiari che negli ultimi anni sono transitati nel comune e che qui si sono trovati bene. Un piccolo grande gesto da parte di una comunità che ha fatto sapere di voler essere vicina a chi lavora in prima linea tra medici e forze dell'ordine. Questa idea ce l'avevamo già in mente, prima che venisse fuori questa emergenza. Abbiamo sempre sentito magari il dovere di dare qualcosa a questo paese, sinceramente. E infatti abbiamo sentito che questa occasione sarebbe l'occasione giusta di contribuire e mostrare, di dare qualcosa a questo popolo che davvero ci ha dato tanto. Tra gli iscritti alla comunità musulmana anche un dipendente del comune di Follina. Abbiamo visto questa emergenza, abbiamo deciso subito la comunità nostra di dare una mano a questo popolo che merita tutto quello che stiamo facendo e cerchiamo di fare il meglio possibile se possiamo. Se non diamo una dimostrazione adesso in questa emergenza quanto che possiamo dare, allora la meglio occasione è questa e chiedo a tutti quelli che non hanno ancora dato che cercano di dare finché si può, perché questo paese merita tutto. La chiamata alla solidarietà è arrivata per gli associati e poi attraverso i social ha raggiunto anche gli amici lontani fino a raccogliere una somma insperata, 5.000 euro. Un grazie infinito da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale, è un gesto che vi fa molto onore, è un gesto che ci fa capire che l'integrazione non è una cosa campata in aria, ma l'integrazione si dimostra veramente con questi gesti.
Questo succede al comune di Follina con la donazione di 5.000 euro da parte della comunità musulmana. Io intanto saluto e ringrazio, eccola qui, Monica Igno, è la psicologa del centro antiviolenza del Telefono Rosa di Treviso. Buongiorno Monica. Buongiorno a lei. Eccola qua, allora grazie per aver accolto la nostra chiamata. Voi ci avete raccontato che dal 10 di marzo, cioè dal giorno del blocco, queste restrizioni della libertà delle persone, avete già ricevuto diverse chiamate da donne che si ritrovano in casa con uomini che le maltrattano, insomma situazioni difficili di convivenza. E quindi intanto ci racconti un po' se ci sono novità, come sta andando e che tipo di servizio state facendo per loro. Grazie, se mi permette farei un excursus di quello che è stato questo periodo dal 9 marzo in poi. Quindi con il primo decreto del 9 marzo, con il primo decreto ministeriale, come centro antiviolenza abbiamo sospeso i contatti diretti, quindi l'attività di ricezione al pubblico, e abbiamo proseguito invece con telefonate, con contatti Skype, contatti via mail, contatti presso la nostra pagina Facebook, Centro Antiviolenza Telefono Rosa. Nessuno di noi si aspettava un proseguimento così lungo e quindi tutti gli appuntamenti che sono stati sospesi si pensava di riattivarli entro una quindicina di giorni. Per cui abbiamo, noi con le operatrici di Telefono Rosa ci troviamo in videoconferenza e abbiamo deciso di estendere la possibilità di ricezione alle donne 7 giorni su 7, H24, proprio perché se fino al giorno 9 eravamo tempestati di telefonate di donne che con richieste di aiuto, era difficile pensare che il giorno 13 fosse finito tutto. Quindi abbiamo, anche confrontandoci con gli operatori e operatrici di altri centri antiviolenza, abbiamo ipotizzato che le donne avessero delle difficoltà a contattarci e abbiamo quindi divulgato questa possibilità di contattarci via mail, via Facebook, via come potevano, raccomandando loro di cancellare la cronologia, di chiamarci in quell'attimo che avevano libero, quindi quando lui era al lavoro, quando era in doccia, proprio per lasciare massima possibilità di trovarci. Abbiamo voluto fortemente far sapere loro che noi ci siamo presenti e siamo qui. Chiaramente il nostro è un percorso così di monitoraggio, le richieste sono aumentate. Che tipo di richieste ci sono state? Variegate, quindi dalle donne che effettivamente avevano già contattato le forze dell'ordine, alle donne che ci hanno detto un paio, ci hanno riferito ma lui è stranamente tranquillo, alla richiesta di colloqui con le avvocate. E abbiamo deciso di riaprire quindi i contatti telefonici, quindi tutte le consulenze psicologiche che erano state sospese e quindi abbiamo ipotizzato che la donna potesse avere delle difficoltà a contattarci. Quindi nella nostra pagina Facebook abbiamo appunto dato che è questa, quindi i numeri di telefono e tutti i contatti che ci sono. Ma abbiamo anche ipotizzato in questo periodo di grande tensione e di un aumento dello stato d'ansia a livello generalizzato per tutti noi, perché le problematiche sono infinite, problematiche lavorative, problematiche economiche, spazi ristretti nelle quali le persone vivere fa la differenza, la casa che una persona, se ha una casetta con giardino, se ha un mini appartamento. Allora abbiamo voluto, così, abbiamo pensato, ma l'uomo maltrattante, che alla fine è comunque una persona debole, come sta vivendo questo periodo? Perché noi riflettiamo, no? Siamo in evoluzione. E allora anche stamattina ho contattato il dottor Antonio Romeo, anche con il quale collaboriamo, che si occupa appunto di cambiamento maschile. Il dottor Antonio Romeo fa parte di Cambiamento Maschile di Montebelluna, che è uno spazio di ascolto per uomini che agiscono violenza nelle relazioni maltrattanti. Calcoli che, e parlo con il suo consenso ovviamente, calcoli che noi abbiamo delle donne e loro hanno dei mariti, quindi la coppia...
E ho chiesto, ma come stanno andando questi uomini? Che cosa ti stanno dicendo? La paura li ha paralizzati in qualche modo? Oppure... E lui ci ha detto no, gli uomini vivono un momento di tensione, alcuni lavorano in smart working, gli spazi sono ristretti, hanno imparato delle tecniche per cui sanno gestirsi, però non posso assolutamente dire che l'uomo si è calmato per questo. Ecco. Per cui per noi l'importante è trasmettere questo messaggio alle donne, che noi ci siamo. Stiamo ovviamente ipotizzando quello che sta succedendo nelle case perché non lo sappiamo, ma per noi è importante trasmettere il messaggio che noi ci siamo, H24, 7 giorni su 7, al 0422 58 30 22, ci siamo, telefono Rosa Treviso, @libero.it la mail, pagina Facebook Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Faccio vedere i contatti, ce li fa vedere ancora? Che così, eccolo qua, lo tenga un attimo, perfetto. Insomma, anche questo è un messaggio importante da dare. Poi Monica, volevo anche dirle, mi conferma che adesso all'app della polizia, UPOL, la famosa app, si possono, proprio da quando c'è l'emergenza coronavirus, si possono segnalare anche casi di violenza domestica. È stato sì. In effetti era un'app già attiva per casi di bullismo, ci è arrivata la comunicazione che è attiva anche per casi di violenza domestica, quindi la presenza della Polizia di Stato è importantissima e è importante far presente che le segnalazioni possono essere anche anonime, così per l'app delle applicazioni della Polizia di Stato, ma anche per quelle del 1522, che ricordiamo essere il numero del call center nazionale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che fornisce il numero del centro antiviolenza più vicino a casa. Questi sono due valori aggiunti, perché il nostro è un lavoro in rete, per cui è importantissimo che la donna acceda, anche perché adesso con la limitazione al pronto soccorso, noi parliamo per Treviso che tanto si è lavorato e grazie ai ragazzi del Rotaract di Treviso è stata allestita la Stalla Rosa, quindi era un valore aggiunto per le donne che già al triage potevano avere una corsia preferenziale. Tutto questo non è possibile perché sono le donne stesse che hanno paura di io non vado al pronto soccorso, e anche in questo bisogna lasciare spazio poi ovviamente alle gravissime difficoltà che medici, operatori sanitari e sociosanitari hanno in questo periodo. Pertanto probabilmente chiameranno più le forze dell'ordine rispetto ai centri antiviolenza, quindi è importantissima questa. Sì. Però voi ci siete, ecco, noi abbiamo il dovere di dare tutti i canali, voi ci siete, ci tenevamo insomma a dare la parola anche al centro antiviolenza, telefono Rosa di Treviso. Benissimo per questo, perché ogni fonte possibile di trasmissione è importante. Trasmettere il messaggio, il nostro obiettivo è questo, di dire alle donne noi ci siamo, chiamateci, vi risponderemo a qualunque ora del giorno o della notte e risponderemo alle vostre mail, ai vostri contatti via Facebook, che se andate nella vostra pagina Facebook sono tutti segnati, le raccomando, perché ci fa piacere. La ringraziamo perché è un'opportunità per noi questa di trasmissione. Grazie a lei, la saluto e la ringrazio. Monica Inio, psicologa del Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Grazie, buona giornata Monica, arrivederci. Grazie. Ancora pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo insieme fino alle 14:30. Il vetro. 14:14, ben ritrovati, edizione straordinaria, buona domenica a tutti voi. Allora, la notizia del giorno ovviamente sono un po' le ricadute dell'annuncio del nuovo decreto del governo, questi 4,3 miliardi che arriveranno, che di fatto sarebbero già nelle casse dei comuni, e la prima reazione, che è stata quella dell'ANCI, che ha commentato: sono briciole, sono pochi soldi per noi, anche perché la paura è che questi soldi vengano distribuiti in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale, quando ci sono delle regioni che stanno evidentemente soffrendo più di altre, come Veneto, Lombardia
Lombardia ed Emilia-Romagna. Poi c'è il tema delle case di riposo, le situazioni più pesanti sono lì in questo momento, i focolai più grandi e il maggior numero di decessi si è riscontrato proprio all'interno delle case di riposo del Veneto. Gli ultimi casi sono al GRIS di Mogliano. Poi c'è il tema dei tamponi, le ultime dichiarazioni di Boccia, il ministro per gli affari regionali, che dice senza lo Stato le regioni non ce l'avrebbero fatta, la risposta di Zaia che dice spero che sia una svista, è stato uno scivolone, e ha dato numeri alla mano, il conto delle mascherine che sono state chieste, di quelle che poi di fatto sono arrivate. E proprio in tema di mascherine vi faccio sentire il video che ha inviato il sindaco di Marcon alla redazione, perché oggi nel comune di Marcon viene ultimato il servizio di consegna delle mascherine. Sentite. Sì, in queste ore si sta concludendo la campagna di consegna delle mascherine sul mio territorio, sul comune di Marcon, una distribuzione che è partita ieri e terminerà nelle tarde ore del pomeriggio di oggi. La volontà dell'amministrazione comunale, del sottoscritto, è stata quella di consegnare in via prioritaria le attività commerciali, farmacie, supermercati che fossero attive, che svolgessero attività di domicilio, in quanto molti dei nostri commercianti mi comunicano che non riuscivano a trovare questo tipo di fornitura anche per tutelare i loro dipendenti, anche se sappiamo bene si tratta non di un presidio medico. Successivamente siamo partiti proprio ieri con la consegna domiciliare a tutte le famiglie del comune di Marcon, la consegna nella misura di una mascherina per nucleo familiare. Questo sarà un percorso ovviamente lungo, le forniture arrivano giornalmente e stiamo parlando più o meno di un 10% in base al numero di abitanti, e quindi la consegna sarà ovviamente dilazionata nel tempo. Contiamo assieme alla nostra protezione civile, una protezione civile e un insieme di volontari che ringrazio personalmente per il grandissimo lavoro che stanno svolgendo in queste ore, continuerà appunto nelle prossime settimane e vi aggiorneremo in seguito. Eccolo qua il sindaco di Marcon, e a questo proposito vi faccio vedere invece le immagini della consegna delle mascherine. Eccolo qua, consegna delle mascherine nel Trevigiano. Vediamo se riusciamo ad ingrandire l'immagine. Questa è la consegna delle mascherine, il video ce l'ha mandato il sindaco di Treviso, Mario Conte. Eccola qua. Ovviamente mantenendo le opportune distanze di sicurezza, continua la consegna delle mascherine, e a questo proposito è stato dato il via libera a Grafica Veneta di produrne ancora moltissime proprio per far fronte alle richieste del territorio. Ieri abbiamo confezionato per voi un servizio, si chiama Servizio Altre Mascherine Grafica, e tra l'altro il patrona di Grafica Veneta, Franceschi, ha dovuto sottolineare che le loro mascherine prodotte dopo le varie polemiche che sono emerse dalla prima presentazione di questo nuovo prodotto sono sicure al 98%, quindi sono equiparabili alle mascherine, diciamo quelle chirurgiche. Ha dovuto dirlo, sottolinearlo, spiegando anche che addirittura gli Stati Uniti stanno chiedendo le mascherine prodotte dal Veneto. Vediamo. Rinnoviamo oggi un'ulteriore fornitura di 2 milioni di mascherine e stiamo valutando dove riuscire ad ottenere ulteriori supporti per portare ordini ulteriori di ulteriori 2 milioni. Di fronte a persone che in ospedale lavorano 18 ore al giorno e non mollano mai, vogliamo anche noi fare la nostra parte. Dalla sede regionale di Marghera della Protezione Civile, Fabio Franceschi rinnova, anzi raddoppia l'impegno di Grafica Veneta nella produzione di dispositivi anticontagio da coronavirus, annunciando la fabbricazione di un secondo lotto di 2 milioni di mascherine destinate alla distribuzione in Veneto e respingendo le polemiche sulla loro efficacia. Noi siamo il primo produttore di libri in Italia, il terzo in Europa, il quinto nel mondo. Cioè non mettiamo la nostra faccia in un foglio di carta igienica. Questi prodotti solo di sperimentazione e quanto segue,
ci hanno costato una follia, però volevamo dare un prodotto che potesse essere una barriera all'altezza del ruolo. Mi dispiace che talvolta vedo i comuni in questo periodo stanno acquistando della carta igienica che stanno solo buttando via soldi. La mascherina prodotta a Trebaseleghe, sostiene Franceschi, è una barriera di protezione del 98% e pesa 200 grammi, quando la maggior parte di quelle in commercio ne pesa 60. La si potrebbe definire mascherina chirurgica, conclude. Le manca solo la certificazione, tanto che richieste di rifornimento sono arrivate da Spagna, Francia e Inghilterra, ma soprattutto dagli Stati Uniti, verso i quali partiranno diversi milioni di mascherine fabbricate in Veneto. È una mascherina che ha una barriera al 98%, quindi la si potrebbe tranquillamente dichiarare mascherina chirurgica di primo livello, però manca la certificazione. Anche noi ha fatto un po' male vedere che più di qualcuno diceva che era un pezzo di carta. Se il nostro è un pezzo di carta, il 97% dei prodotti che sono nei supermercati avete già capito che cos'è. Di loro ce ne hanno chiesti 500 milioni, però... No, aspetti, 500 milioni un editore e adesso produrremo qualche milione per gli uffici, ma non è il nostro lavoro, dicevo. Ecco. A proposito di mascherine, allora ecco il post di questa mattina del sindaco di Padova Sergio Giordani, la sua buona domenica ai cittadini di Padova con questa foto, eccola qua, questi sono i nostri volontari, sono 600 a Padova, da giorni stanno consegnando mascherine e spesa a domicilio per le persone che si trovano in questo momento in quarantena. Questo è il buongiorno ai suoi concittadini del sindaco di Padova. Abbiamo un'altra ansia da farvi leggere, restiamo nel padovano perché, eccola qua, c'è stata una protesta ed è stata firmata dai sindaci di 36 comuni, siamo nella bassa padovana, la richiesta alla Regione del Veneto di urgente, un attimo perché, eccola qua, eccola qua, una richiesta di urgente copertura sanitaria nell'area ex ULS 17 in seguito alla conversione dell'ospedale di Schiavonia in Covid Hospital. I sindaci avevano scritto una lettera alla Regione il 18 marzo, un sollecito il 24 di marzo, ribadiscono che la scelta di destinare l'ospedale di Schiavonia a Covid-19 si sta ripercuotendo pesantemente su un bacino d'utenza di 180.000 persone e su un'area che ha già visto la chiusura di ben 3 ospedali e che in questo momento si trova privata dell'unico nosocomio di riferimento. Sono 36 comuni, i sindaci hanno scritto una lettera alla Regione del Veneto, l'avevamo raccontato che la decisione di destinare determinate strutture sanitarie, come ad esempio quella di Vittorio Veneto, in questo caso Schiavonia, a Covid Hospital, quindi per differenziare i percorsi, non ha trovato il consenso dei sindaci che ospitano, dei territori che ospitano queste strutture. Qui si parla di ripercussione sul territorio, quindi raccogliamo la loro protesta e ve ne diamo conto. Adesso diamo la notizia, qui vedo collegato ancora un intervento del Premier Conte che abbiamo raccolto da Vista, allora se lo possiamo mandare direttamente in onda dovrebbe essere legato ancora a quello che è stato detto ieri sera, vediamo. Nelle nostre strutture abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande impatto. Coinvolgiamo i comuni, i sindaci sono le nostre sentinelle, le nostre prime sentinelle, le prime antenne per quanto riguarda le comunità locali, per quanto riguarda le necessità dei cittadini. Allora ci affidiamo a loro. Disponiamo, appena firmato, un DPCM che dispone, a loro giriamo la somma di 4 miliardi e 3 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, un anticipo del 66% che giriamo ai comuni. Lo facciamo in anticipo rispetto alla scadenza che era prevista a maggio. Ma al di là di questo, forse la cosa più importante che adesso riguarda i cittadini, molti cittadini, ahimè, che ci ascoltano e che sono in grandi difficoltà, è che con una ordinanza della Protezione Civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa.
E abbiamo riproposto l'intervento del Premier, quello che di fatto oggi sta suscitando, scatenando le reazioni da parte dei sindaci, però adesso vorrei farvi vedere un altro aspetto molto interessante, perché ovviamente uno dei settori più in crisi è quello del turismo, le spiagge non si sa se potranno riaprire, soprattutto gli stabilimenti balneari. Al Lido c'è molta preoccupazione per lo slittamento della stagione turistica. Vediamo. Siamo terrorizzati. Non usa giri di parole il presidente della delegazione Lido dell'Ava, Antonio Vianello, per inquadrare il momento presente e la stagione turistica balneare che dovrebbe essere ormai alle porte. Spesso i miei colleghi, il mio staff mi chiede quando si potrà ricominciare a lavorare, però io cerco di diffondere un po' di ottimismo. Comunico spesso che forse a maggio magari potremo fare una piccola apertura, però è chiaro che la situazione è molto complicata, perché al di là del periodo di quarantena bisogna capire poi le persone se avranno voglia dopo questo dramma di viaggiare. Anche l'apertura degli stabilimenti balneari da fine maggio è a forte rischio e potrebbe slittare a luglio inoltrato. Noi abbiamo smesso di fatturare a fine di settembre, per cui sono trascorsi diversi mesi. Noi abbiamo provato a fare un'apertura nel periodo di carnevale, però insomma la situazione era già compromessa. Situazione delicatissima, ma bisogna provare a guardare avanti. Se la quarantena finisce potremo prospettare nei mesi di luglio-agosto una piccola attività di persone che viaggiano all'interno del paese o dei paesi limitrofi all'Italia, all'Austria, ma con un'occupazione del 40-50% al massimo. E c'è ansia al Lido di Venezia per i grandi eventi in bilico a settembre. Poi l'altra incognita importante è capire se le grandi manifestazioni che sono state spostate da agosto a settembre poi si faranno, perché insomma, attualmente non è scontato. Queste sono le nostre preoccupazioni principali. Eccoci qua, questi stabilimenti balneari. Vi faccio vedere prima di chiudere questo post tratto dal gruppo 6 di Mogliano. Se guardate la fotografia, vediamo se si può vedere. Sì, ieri sera in via Barbiero un signore cinese ha suonato a casa dei miei genitori e ha regalato un sacchettino con all'interno 2 mascherine e un portafortuna. Nell'impossibilità di farlo personalmente lo volevo ringraziare. Brava gente. Ecco qui, insomma, sta succedendo anche questo in questo momento nella nostra regione. Sono le 14:30, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Ovviamente noi continuiamo per tutta la giornata a darvi notizie ed aggiornamenti, e poi vi ricordo alle 19:30 questa sera il notiziario da Treviso. Grazie, buona giornata.